Oggi, con la realizzazione delle casse, rispetto a 50 anni fa, si è perso il buon senso. Perché? Perché anziché ridare spazio al fiume, si pensa di costruire delle casse di 550 ettari all'interno della golena stessa del fiume. Quindi si pensa di gestire un problema con delle soluzioni costose, con un impatto tremendo dal punto di vista ambientale e di distruzione dell'ambiente, creando un enorme disagio a tutte le popolazioni rivierasche. Ciò avviene senza analizzare anche tutte le conseguenze di un'opera del genere, dal carsismo del Montello, dal carsismo del territorio, al fatto, per esempio, che la sponda sinistra è molto più bassa rispetto alla sponda destra, circa 30 metri di media. Questo significa che andando a restringere con le casse il letto di fiume da quasi 3 km, riducendolo a circa 700-800 metri, in caso di picco di piena duraturo oltre le 8 ore, che è il tempo necessario per riempire le casse, significherebbe andare a allagare tutte le zone della sinistra Piave, quindi da Vidor fino a Falzè di Piave. Ricordiamoci sempre che il fiume Piave è un torrente travestito da fiume. Come avete visto prima, la forza dell'acqua è sicuramente importante. Nel corso della sua esistenza lui, con le piene, le morbide, le piene eccezionali, occupa questi terreni che vedete, questi boschi ripariali. Noi umani possiamo usare questi spazi, possiamo usufruirne, possiamo viverli, ma dobbiamo ricordarci che poi, quando il fiume ne avrà bisogno, se li riprenderà comunque per dare sicurezza alle popolazioni, perché sarà un'espansione naturale delle sue acque senza travolgere tutto quello che troverà poi più a sud. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio sulle Grave. Il paesaggio cambia ancora, si aprono questi ampi spazi, è un territorio che si può allagare in caso di piena. Qui il fiume trova tutto quello di cui ha bisogno e noi come comitato chiediamo appunto che venga intrapreso un percorso di rinaturazione di tutto il fiume Piave, dal sorgente alla foce. Nel caso delle Grave di Ciano, come potete vedere alle mie spalle, siamo già in presenza del miglior esempio di rinaturazione in fiume, cioè lasciare al fiume lo spazio che gli necessita e che si può riprendere in caso di piena. Questo è uno dei pochissimi esempi di come dovrebbe essere il fiume e la Regione sta pensando di andare a distruggere proprio questo posto. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo concluso questo percorso sulle Grave di Ciano, abbiamo sentito tanti esperti, tanti addetti ai lavori, purtroppo i pareri sono contrari, chi è favorevole, chi è contrario, sono professori universitari, li abbiamo sentito, però noi vogliamo sapere, anche noi vogliamo partecipare, sentire i comitati, cosa dicono, poi ognuno può fare le proprie riflessioni, essere favorevole, essere contrario, però abbiamo noi bisogno di essere informati, perché queste grandi opere vengono pagate dai cittadini ed è giusto che, ma non solo i cittadini veneti, i cittadini italiani, quando ci sono le grandi opere paghiamo tutti, perciò io penso che sia doveroso informare e, come ripeto, ognuno farà le proprie valutazioni. E abbiamo concluso questo percorso questo sabato. Perché l'ambiente? Perché anche questa mattina è molto importante, ne parleremo con la dottoressa Antonella Stelitano, Accademia Olimpica Nazionale Italiana, ne parleremo da Reggio Emilia con Alessandra Sorrentino, presidente, parleremo di cefalgie, di emicranie, parleremo di questo problema, ecco, di questa patologia che non è da sottovalutare, che veramente sulle donne poi crea veramente tantissimi problemi, non solo sugli uomini, ma specialmente sulle donne. Perché è importante conoscere, capire cosa si sta facendo, come si sta muovendo e soprattutto questa donna anche nello sport, questa donna che ha sempre fatto fatica, continua veramente a fare una fatica enorme per arriviamo a metà strada, poi ci fanno cadere un'altra volta, ma noi ricominciamo un'altra volta a risalire e delle volte è anche un peccato perché sono le stesse donne che ci fanno i sgambetti, quelle donne invece che dovrebbero supportare, aiutare quelle che hanno
hanno il coraggio di fare, ecco, non di blatterare, di agire. Allora, dottoressa Antonella Stellitano, lei ha vinto poi il premio Bancarella con un libro bellissimo, Donne in bicicletta, e vi spiegherò perché tantissimi non sanno la storia, l'ha raccontata a questo evento bellissimo che abbiamo fatto all'Ippodromo Sant'Antelmo, poi sentiremo ancora la dottoressa Stellitano, ma visto che c'è in presenza sentiamo cosa ci dice. Prego, dottoressa. Buongiorno, intanto grazie Mirella di questo invito. Sì, le donne hanno fatto fatica nello sport come in altri ambiti, lo sport è lo specchio della società. In un paese, se le donne fanno fatica a fare sport o a svolgere una qualsiasi mansione legata allo sport, sicuramente fanno fatica anche in altri settori, è un po' lo specchio di quello che succede. Nello sport facevano fatica perché fino a un secolo fa lo sport non era considerato una cosa che facesse bene alle donne, anzi faceva malissimo. C'erano congressi nazionali, internazionali che sottolineavano il pericolo per le donne, per il delicato fisico delle donne di fare sport. Poi magari gli stessi medici non avevano obiezioni quando le donne lavoravano 10-12 ore nei campi o in fabbrica. Lì il tema non si poneva perché in un ambiente di lavoro erano sottoposte al controllo vigile degli uomini, invece lo sport era uno spazio di libertà, di emancipazione e quindi si voleva un po' tenerle lì. Ma ci sono davvero dei medici che certificano nero su bianco che si può rischiare di non avere figli facendo sport. E questa cosa, pensate, nel 1962 c'erano ancora medici che facevano certificati in cui impedivano a donne, anche della nazionale italiana del ciclismo, di poter avere il certificato medico che gli permetteva di fare agonismo, perché gli si diceva rischi di non avere figli perché stare troppo in bicicletta è un grosso pericolo, e parliamo di 60 anni fa. Avete capito? Abbiamo Antonio da Padova, vai Antonio veloce, numero 1 questa mattina. Niente, è caduta la linea. Prova a vedere Antonio di riprenderla perché non è così semplice, ma riprovaci. Allora, vediamo appunto anche la dottoressa Stellitano all'Ippodromo Sant'Artemio. Per noi sono delle occasioni anche nuove che sperimentiamo anche di fare comunità e parlare di benessere, parlare di quello che facciamo in maniera diversa. Infatti anche noi parlare di sport e benessere, del Ministero della Giustizia, cosa ci facciamo? Invece ci aveva pensato anche col nostro direttore, insomma la dottoressa De Paoli, che oggi non ha potuto essere presente ma che ci ha mandato proprio, ha mandato me, insomma io sono un assistente sociale di questo servizio dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, che appunto si occupa delle persone che sono in misura alternativa alla detenzione oppure che stanno facendo dei percorsi, come si diceva prima, di messa alla prova o comunque sia che si trovano nell'ambito del circuito penale. Nel nostro caso si tratta di persone adulte da 18 in su, senza limiti di età in questo momento. Per noi è un'occasione, dicevo prima, proprio perché mi ricollego un po' alla parola benessere. Adesso io non mi sono molto preparato oggi, per cui vado un po' di cuore e un po' di pancia, perché il benessere riguarda sia il singolo, la singola persona. Noi abbiamo tante persone in carico che arrivano con un carico di storie. Alcuni sono diversamente liberi, li chiamerei, perché si trovano in situazioni particolari, e dove il nostro compito non è soltanto quello di controllare, giudicare, dire, insomma, giudicare la persona rispetto a quello che hanno fatto, collegarli rispetto alla loro storia e a quello che hanno portato, insomma, anche dal punto di vista dello scompiglio nelle comunità, perché i reati non riguardano soltanto la singola persona, ma riguardano tutti noi poi alla fine che viviamo all'interno delle comunità. Per cui il benessere sia della persona stessa, che si sente di nuovo parte di una comunità anche attraverso la pratica sportiva, che ancora conosciamo poco nel nostro ambito, ma che questa può essere un'occasione anche poi per poterne discutere, per poterne approfondire anche in altre sedi, ma anche per le comunità stesse, perché comunque il valore che lo sport ha anche nel creare coesione all'interno delle nostre comunità, nel dare delle possibilità anche di sperimentare delle situazioni altre, delle situazioni sane, delle situazioni educative,
anche per le persone adulte. Abbiamo parlato prima delle persone insomma, che vanno a scuola, però insomma, anche le persone adulte hanno bisogno tante volte di risentirsi parte di qualcosa di un po' più strutturato, dove ci sono dei valori forti, il valore della solidarietà, dell'impegno, del sacrificio, anche che alle volte il reato è anche un passare oltre, diciamo così, quelle che sono le normali modalità per raggiungere un proprio obiettivo personale. E noi lavoriamo appunto con tante associazioni, ci piacerebbe lavorare anche con le associazioni sportive proprio per questo motivo. In primis perché i nostri, noi li chiamiamo programmi di trattamento, che sono dei progetti sulla persona, prevedono che le persone restituiscano qualche cosa alle comunità. Dal punto di vista di quella che si chiama adesso giustizia riparativa, dove la persona che ha commesso un reato, come dicevo un po' prima, ha rotto un patto con la società. Il reato è una questione di relazione, non soltanto con un'altra persona o con più persone, ma riguarda tutti noi, perché comunque avvengono nelle comunità in cui poi tutti noi viviamo quotidianamente. E quindi quello che ci viene richiesto, quello che proponiamo è quello di fare delle attività gratuite a favore della collettività in diversi ambiti, tra cui anche possono essere le attività sportive, perché dove meglio insomma, dello sport si può assaggiare, e dell'associazionismo anche in generale, questi valori che magari sono andati un po' persi nel corso della propria vita. Abbiamo persone che hanno percorsi di vita più o meno tortuosi, più o meno incasinati, ma che dal venire a contatto, un po' per forza, perché comunque sono previste, è previsto che lo facciano alle volte anche come pena sostitutiva. La Cartabia insomma ci insegna lavori di pubblica utilità sostitutivi, per esempio, sono una di queste modalità, però appunto diamogli senso, è il nostro obiettivo. Un po' lo stiamo facendo con alcune situazioni, però anche questo è benessere dal nostro punto di vista. Allora abbiamo sentito il dottor Di Liberti come rappresentante del Ministero della Giustizia, che veramente ha capito l'importanza di esserci in questo importante confronto che c'è stato. Poi appunto vedremo anche il servizio della dottoressa Stelitano, perché bisogna capire l'importanza dello sport e benessere, perché se stai bene, ecco, è fondamentale, star bene fisicamente, mentalmente. Lo sport aiuta moltissimo. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno. Hai fregato Antonio, per quello non ho riuscito a prendere la linea, Antonio. Vai Rinaldo. E donne nello sport, se sempre stai brave. È solo che io ho mega invidia delle donne, perché le donne su quello che fa, su qualsiasi roba che fa, e gli mette più passione, più tutto. Le donne non so, le donne di essere dove che vuole. A casa col marito, io invarigo è come che voi dice sempre ore, e la donna più dura è l'uomo. Oddio, dire i femminicidi non siamo mica proprio d'accordo, No, la donna dice è dove che vuole, la donna Mirella. Ho 80 anni che passa non mi intenda. In ogni modo, lo sport è sempre stato un vettore di salute. Fino una volta neanche la tutei. Non avevamo gli attrezzi di adesso, i pesi li facevamo con i vasi e le conserve grandi, col cemento e un bastone facevamo i pesi, e facevamo tutte robe, e lo sport non costava niente, bastava andare a fare, gli i campi, che erano posti da andare. Adesso lo sport è un business, perché bisogna comprare le attrezzature, bisogna che ti vadi con le magliette lo sport è un vettore sempre di salute, ma ormai è un business, entra come pigli sul governo ma una volta non costava niente, andavamo manuale gratis, allora, facevamo tutti sport che non costava niente. Mio figlio aveva 58 anni, a 8 anni faceva judo, lo fa ancora, e cioè è maestro di judo, ma non lo pratica, fa solo che fa passione, è di 50 anni che fa judo, pensa a te.
Grazie al nostro Rinaldo, devo correre. Rinaldo, tu lo sai, perciò siate concisi perché abbiamo tanti ospiti. Allora adesso ne parliamo e salutiamo la Presidente Alessandra Sorrentino, che ci spiegherà di cosa si occupa e quanto può essere veramente importante anche questo staccare la spina con certe discipline. Sono tantissime, proprio perché veramente stiamo trattando un argomento molto delicato che riguarda tantissima popolazione. Prego, Presidente Sorrentino, e la ringrazio di essere qui. Buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie per questo invito. Allora, io sono la Presidente di Alleanza Cefalalgici, che è un'associazione di pazienti che supporta i pazienti che soffrono di cefalea e di emicrania, quindi di tutte le forme di cefalea primaria. E in questo supporto quello che noi spesso diciamo ai pazienti, al di là delle terapie farmacologiche, mi fa piacere che si sia parlato di sport come vettore di salute, perché anche lo sport, anche l'attività fisica fatta ovviamente tenendo conto delle limitazioni e dei limiti che la patologia impone è molto importante nel trattamento della nostra malattia. Una malattia, soprattutto l'emicrania, parlo dell'emicrania in questo caso, che colpisce circa 6 milioni di italiani, perché teniamo conto che è una patologia ancora molto sottodiagnosticata e molto sottovalutata, quindi 6 milioni di italiani sono una stima, perché non sappiamo in realtà tutto il non diagnosticato, tutto quello che io definisco il sottobosco non diagnosticato ancora ad oggi di persone che ne soffrono. È una malattia molto invalidante che ha un impatto grave sulla vita lavorativa, sulla vita privata delle persone che ne soffrono, ed è banalizzata perché spesso si pensa che sia soltanto un banale mal di testa che passa in 5 minuti con una pastiglia. In realtà il mal di testa è soltanto un sintomo, uno dei sintomi dell'emicrania, che è una malattia neurologica a tutti gli effetti, che ha veramente una sintomatologia che impatta prima, durante e dopo gli attacchi, e lo fa, pensiamo che appunto lo fa veramente con dei sintomi molto gravi. Pensiamo che quando si ha un attacco di emicrania non si può molto spesso andare al lavoro, non si può uscire perché si ha il fastidio per la luce, per i rumori, si ha fastidio addirittura per gli odori, si è costretti a stare a letto nel totale silenzio, quindi capite che l'impatto è veramente importante su chi ne soffre. E al di là dei farmaci, sì, assolutamente ci sono tutta una serie di strategie non farmacologiche, tra cui lo sport, per fortuna, sono felice che sia emerso, è una di queste, perché lo stile di vita è fondamentale per un paziente che soffre di emicrania, quindi è una, come dire, ci facciamo portavoce anche di questo, anche dell'importanza di avere uno stile di vita salutare, quindi fare attività fisica, avere una routine del sonno regolare, avere un'alimentazione regolare, non saltare i pasti, quindi assolutamente tutte le strategie non farmacologiche unite alle terapie farmacologiche sono di supporto per stare meglio, per avere una qualità della vita migliore, nonostante convivere con questa malattia sia molto complicato. Presidente, un'altra cosa importante che volevo chiederle, noi abbiamo aperto con queste immagini bellissime dell'ambiente, del verde, dell'acqua. Quanto può influire anche, oltre al farmaco, perché ci vuole, perché come ha detto lei sono patologie veramente delle volte molto importanti e invalidanti nel vero senso della parola, perché ti creano dei problemi enormi. Ecco, stare nell'ambiente, un ambiente sano, un ambiente pulito, un ambiente dove veramente respiri, i boschi, l'acqua, quanto importante può essere? Può aiutare molto, io credo che sia importante e lo credo per un motivo. Allora, l'emicrania è una patologia che impatta tantissimo sull'aspetto psicologico, tant'è che sappiamo e abbiamo dati scientifici che evidenziano una correlazione tra l'emicrania e la depressione, l'ansia e i disturbi dell'umore, per ovvi motivi, perché è una malattia così impattante dal punto di vista proprio della qualità della vita, non può non avere risvolti anche sul benessere, sulla salute mentale, sul benessere psicologico. Quindi sicuramente nel momento in cui riusciamo ad avere una terapia farmacologica di supporto, sposare uno stile di vita che ci permetta di stare in un ambiente pulito, salubre, in mezzo alla natura, respirare aria, staccarsi anche da quella routine molto pressante che oggi caratterizza la nostra vita quotidiana. Dico sempre che noi viviamo nella società dell'iperefficienza, dove dobbiamo correre, dove siamo collegati costantemente a un computer, a un cellulare, e staccare, vivere al di fuori di questa appunto routine così pressante, stressante, quindi in un ambiente naturale, in un ambiente salubre,
insalubre è sicuramente di aiuto, è sicuramente un supporto. Pensate cosa ha detto, la natura che riesce a farti staccare la spina. Il farmaco sì, ma anche lei ci mette lo zampino e ti aiuta, e dobbiamo molto rispettare questa natura, cosa che molti uomini non fanno. Allora andiamo a vedere la dottoressa Stelitano invece all'Ippodromo Sant'Artemio, cosa ha raccontato, ha già anticipato, ma andiamo a vedere e a sentire. Io poi arrivo da Roma, dove ho partecipato a 2 giorni di un convegno in Vaticano sui temi proprio dello sport, perché questa è una prospettiva sulla quale non si parla solo a livello di CONI, a livello di associazioni, di medici, ma se ne parla un po' a tutti i livelli, e si è parlato molto del concetto di corpo, di come è cambiato, di come ormai non si voglia più che nessun corpo invecchi, che un corpo possa essere sempre performante al massimo, si cercano di cancellare tutti gli ostacoli, tutti i dubbi, e quindi questo diventa un elemento anche di pericolo, e questo era un po' il tema, parlando anche di inclusione e di altro. Però io volevo in questa occasione darvi solo un piccolo tassello storico, perché quando parliamo di sport e di benessere diventa oggi, si è detto, un diritto, no? Lo sport deve essere un diritto. Lo sport è riconosciuto come diritto solo dal 1978. Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO per la prima volta dice che lo sport è un diritto di tutti, uomini, donne, bambini, abili, non abili, anziani. E questa è stata la prima volta a livello teorico. Poi a livello pratico, perché diventi un diritto, si deve partire con l'assicurare le palestre, gli impianti in tutte le scuole, i docenti, le persone che si prendono cura dei ragazzi, le società sportive e tutto il resto. Però ecco, in tutto questo è molto cambiata l'idea e l'accostamento dello sport al benessere delle persone, perché persone come Marco, che è bravissimo, lui è molto modesto, fa delle cose straordinarie come molti altri che non sono qui oggi, però per esempio lo sport non era considerato utile per il benessere di una persona che avesse una patologia cardiaca, anzi doveva stare seduta ferma, oppure una persona che aveva subito un intervento come il suo, oppure una persona con disabilità. Lo sport veniva altamente sconsigliato, doveva stare distante dallo sport. Ma c'era una categoria di disabili, di presunte disabili, che per molti anni sono state le donne. Le donne sono state considerate per decenni, per secoli, disabili allo sport. Le donne non dovevano e non potevano fare sport. È soltanto verso la fine dell'Ottocento che qualcuno comincia a insinuare il dubbio che possano anche fare un'attività, ma che deve essere misurata e soprattutto commisurata a quella che è la funzione di una donna, che va preservata, perché la descrizione che dà un congresso medico a fine Ottocento del corpo femminile è che null'altro è che un utero circondato da altri organi, e quindi lo sport non doveva in alcun modo pregiudicare la possibilità delle donne di avere figli. E guardate che l'elenco delle malattie, e non è che lo diceva, che ne so, il Bigotto di Treviso, lo dicevano i congressi medici fino all'Ottocento, inizio Novecento, c'erano elenchi di malattie che, se io vi leggo, e ho portato poi una fotocopia, chi vuole poi glieli leggo anche, perché sono straordinari, perché si va dall'insano calo di peso, perché dimagrire, cioè, era qualcosa che spalancava la porta al fatto che uno si ammalasse, poi si mangiava meno e quindi la magrezza non era proprio un simbolo di benessere, a tachicardia, a eccessivo ingrossamento dei muscoli. Allora, dottoressa Stelitano, si è risentita, abbiamo risottolineato cosa ha dovuto patire questa povera donna, che non era ancora il momento perché venisse data a lei quello che si doveva dare, cioè la libertà anche nelle discipline sportive. Prego, dottoressa, la ringrazio.
Sì, è stato, adesso detto così fa sorridere, no? Che ci fossero questi elenchi di malattie lunghissime, deformità del piede, impossibilità di avere figli, addirittura si diceva che facendo sport tipo il ciclismo, stando sedute, le donne si schiacciavano delle vene che non ossigenavano bene il cervello, quindi che potevano anche essere un po' così strane e non a posto mentalmente. Però ecco, erano tutta una serie di obiezioni che poi andavano tutte in una direzione, che la donna stava meglio a casa sua, e non si capiva che anche a una donna poteva piacere fare sport, cioè che non lo facesse per un secondo fine, ma semplicemente gli potesse piacere, e questa cosa non veniva considerata. Però devo anche dire una cosa, che tutti i progressi che le donne hanno fatto poi nello sport sono legati comunque alla figura di uomini che le hanno aiutate, perché il mondo era in mano agli uomini. Se non ci fossero stati dei padri, dei fratelli che hanno visto, vedevano la passione delle figlie o delle sorelle, ecco, forse non saremmo poi arrivati a dare alle donne le possibilità di fare questi percorsi di emancipazione. Anche prima il signore che era collegato, Rinaldo. Parlava di sport e poi parlava della figlia, ma quello era un padre che ha secondato la passione della figlia perché riconosceva in lei questa stessa passione. Non è stato sempre facile, però devo dire che insomma abbiamo avuto delle pioniere anche a Treviso incredibili. Io mi sono occupata di storia delle donne sportive perché le trovo assolutamente affascinanti, però per esempio Treviso ha avuto la prima schermitrice che ha vinto una medaglia mondiale nella scherma. Adesso noi siamo il paese che vince di più nella scherma alle Olimpiadi. La prima ragazza che ha inforcato un fioretto e che ha ottenuto delle medaglie mondiali è stata una ragazza di Treviso, Germana Schweiger, e io ho raccontato la sua storia per Ediciclo, così come ho raccontato quella delle donne, e oggi invece ti ho portato la storia di Silvia Biasi, che è andata alle Paralimpiadi a Tokyo, andrà alle Paralimpiadi di Parigi come campionessa europea, come miglior libero d'Europa, e Silvia gioca sitting volley senza un braccio. Quindi oggi ti ho portato questo libro. Graditissimo, perché grazie. È una storia bella. E poi è anche una storia che è a fin di bene, nel senso che grazie ad Antonella... Facciamo anche vedere perché è molto importante, sì. Sentite il titolo, Volevo solo giocare a pallavolo. Sì. Ecco, questo è il libro, la ringrazio veramente dottoressa Stelitano, graditissimo. Io poi con queste creature meravigliose che ho anche la fortuna di avere molte volte ospiti, anzi che invito spesso, ecco, devo sempre dire grazie. Allora abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao, un saluto alle tue ospiti. Prima una delle tue ospiti parlava dell'emicrania, sì. Che mi sono collegato in ritardo, ma non so chi fosse. La Presidente Sorrentino, quella che è collegata, la signora che è collegata da Reggio Emilia. Quella dolce signora che ha un bellissimo viso, dolce. Ecco, io penso che una persona che è colpita dall'emicrania e vede il suo viso, l'emicrania gli passa subito, perché è di una dolcezza, di una bellezza che veramente fa ammirare, ecco. Tanti complimenti, grazie. Caro il nostro Livia, ha sentito Presidente Sorrentino quanti complimenti si ricevono a Sveglia Veneti, ma è sempre così, loro sono attentissimi a tutto. Allora andiamo a vedere proprio questo importante video che ha mandato la Presidente Sorrentino, proprio il convegno Emicrania a scuola. Andiamo a sentire. 5.760 ore. 240 giorni su 365, 20 giorni al mese. Pensate quanto tempo è. Questo è il tempo che nel 2020 l'emicrania ha tolto alla mia vita. Questo è il tempo che l'emicrania non ci fa vivere quando ci costringe a stare a letto, ed è il tempo che toglie a tutte le persone che in Italia e nel mondo soffrono di questa malattia invisibile e invalidante. Io sono Alessandra, ho 39 anni, ciao Lara, ciao Cristina, ho 39 anni e da quando ho 4 anni soffro di emicrania, quindi sono 35 anni che soffro di questa malattia. Pensate, l'emicrania è una malattia neurologica, invalidante,
che causa una disabilità che noi definiamo dinamica. È una malattia complessa senza cura, perché dall'emicrania oggi non si guarisce. L'OMS la colloca tra la prima causa di disabilità sotto i 50 anni e al secondo posto tra le 10 malattie con il maggior numero di anni vissuti da malati. Una donna su 5, un bambino su 16, un uomo su 11, una famiglia su 4. Questi numeri ci danno l'idea di quanto l'emicrania abbia un impatto sulla vita di chi ne soffre. Oggi sono qui come paziente e sento una grande responsabilità, quella di dare un contributo per far uscire l'emicrania dal silenzio e dall'ombra in cui vivono le malattie invisibili. Per questo motivo, prima di iniziare e dare spazio ai relatori, chiedo a voi ragazzi che siete qui un contributo. Come vedete in sala ci sono delle sagome che sono qui al mio fianco e ci sono anche fuori da questa sala. Quando uscite, se avete voglia, vi chiedo di fare un selfie con queste sagome e di pubblicarle sui vostri social con gli hashtag che vedrete comparire alle mie spalle in questo momento, perché queste sagome sono le sagome create da Lundbeck per una campagna che si chiama Do More For Me, che è una campagna di sensibilizzazione che vuole appunto far uscire l'emicrania dal silenzio in cui spesso vivono i pazienti. Io oggi non voglio rubare appunto molto tempo ai relatori perché siete qui in sala, siete numerosi e voglio lasciare spazio subito al professor Ballottini e al professor Guidetti che vi parleranno di un tema molto importante. Sapete, l'emicrania è una malattia che spesso insorge durante l'adolescenza e voi lo sapete. L'adolescenza è un'età in cui avete voglia di fare tantissime cose. Avete voglia di uscire con i vostri amici, avete voglia di fare sport, dovete studiare, avete voglia anche di realizzare i vostri sogni e immaginate cosa significa vivere con una malattia che spesso vi costringe a stare a letto, al buio, in preda al dolore. Questo è capitato anche a me. Io ho vissuto un'adolescenza molto difficile perché mi è capitato spesso di stare male dopo le lezioni di educazione fisica, di saltare delle interrogazioni, di non poter andare in gita scolastica ed era molto difficile spiegare alle mie compagne e ai miei compagni che cosa mi stava succedendo. Non avevo gli strumenti per farlo. Vi assicuro che se avessi saputo come raccontare la mia malattia, quello che mi stava accadendo, la mia adolescenza sarebbe stata molto più semplice. Presidente Sorrentin, per la semplicità con la quale ha spiegato e ha convissuto da piccola, da bambina, questa patologia, ma soprattutto l'importanza di far conoscere i ragazzi, ecco, di far capire che anche loro devono partecipare, perché anche a loro può succedere questo e bisogna accompagnarli in questo percorso. Come li ha sentiti questi ragazzi? Attenti, intrigati? Hanno fatto questi selfie con queste sagome? Prego, Presidente. Sì, è stato un momento molto interessante quello dell'evento appunto del Forum Sistema Salute, dove avevamo veramente una platea di adolescenti davanti che si sono all'inizio sembravano annoiati, lo devo ammettere, poi in realtà dopo si sono interessati perché tra di loro hanno iniziato timidamente ad alzare la mano e a dire: sai, ma anch'io ho mal di testa, perché si ha vergogna, si ha tantissima vergogna per lo stigma che circonda la malattia, si ha spesso vergogna e senso di colpa nel dire ho mal di testa, perché viene appunto banalizzato, considerato un male che non è possibile vedere, quindi anche spesso una scusa, no? Che si utilizza perché non si ha voglia di fare qualcosa, di lavorare, di studiare, di fare educazione fisica e timidamente piano piano hanno iniziato ad alzare la mano ed è per questo che è importante accompagnarli verso una consapevolezza fin dall'infanzia, fin dall'adolescenza, perché quelli sono i periodi in cui insorge la malattia e più si è consapevoli, più si sa che cosa succede al proprio corpo, più si sa che non è una colpa, che non è una scusa e più si viene compresi, più ci si fida
di chi abbiamo attorno, e quindi ci si fida anche poi dopo a cercare di intraprendere il prima possibile una serie di strategie terapeutiche che ci possono aiutare a prevenire la cronicizzazione della malattia, perché le ore di cui raccontavo nell'introduzione a questo evento sono davvero le ore che l'emicrania mi ha portato via. Ho fatto anni della mia vita in cui avevo 25 giorni di mal di testa al mese, quindi vuol dire non vivere, e ho passato un'adolescenza veramente terribile perché non sapevo cosa mi stava succedendo, nessuno me l'aveva spiegato, e quindi accompagnare le famiglie e anche appunto i bambini, le ragazze e i ragazzi che ne soffrono è veramente molto importante. Ma i selfie se li sono fatti allora con le sagome? Sì. Perché è importante, se il messaggio era arrivato anche a casa, siamo curiosi, vuol dire che era arrivato il messaggio, se no loro vanno via dritti, non è che se il messaggio non arriva loro si preoccupano, vuol dire che il messaggio era arrivato. Allora, prima di andare in pubblicità, un commento veloce della dottoressa Stelitano a quello che ha detto la Presidente Sorrentino. Beh, è quasi incredibile sentire questi numeri, no? Che danno l'idea di una vita non vissuta. Io ho avuto un'amica con questo problema, è stata anche in coma 2 volte per i dolori, quindi insomma ho ben presente qual è il dolore, e credo che far conoscere queste storie serva anche per chi si vergogna, come si è detto, no? La malattia a volte genera vergogna, genera isolamento, e tutte queste occasioni, che sia lo sport, che sia il convegno, che sia riunire i ragazzi e spiegarlo, sono tutti semi che noi seminiamo per aumentare la consapevolezza, l'attenzione e magari sollecitare insomma interventi che possano veramente aiutare queste persone, perché 25 giorni al mese è come avere un'invalidità quasi assoluta, insomma 5 giorni in cui uno sta bene sono davvero pochi in un mese. Con dolori poi veramente con dolori importanti, fortissimi, sì. È una cosa incredibile. Pubblicità. E il ciclismo era uno sport che faceva malissimo, perché poteva creare, pensate, anche la deformità del piede, ovviamente problemi agli occhi per la polvere, le strade non erano mica asfaltate, ma sulle donne il ciclismo era deleterio, perché la posizione che veniva richiesta assolutamente pregiudicava la possibilità di avere figli. Anzi, vi dirò di più, siccome il ciclismo per molti versi, come lo sport un po' troppo atletico, era considerato immorale, per giustificare che le donne che si accostavano allo sport non fossero mentalmente a posto, si diceva che stando sedute sulla sella si andavano a schiacciare delle vene che ossigenavano il cervello. Quindi questa posizione assunta per troppe ore era la causa del fatto che venissero soprannominate matte, stravaganti, diavoli in gonnella. Questi erano i soprannomi. E guardate che queste non sono solo cose dell'Ottocento. Nel 1962 la Federazione Ciclistica Italiana permette il tesseramento delle donne. Prima del 1962 le donne non potevano fare ciclismo. Quando viene ammesso il tesseramento viene creata una squadra azzurra, 6 ragazze, venivano chiamate le ragazze sprint all'epoca. Una di queste ragazze, che è ancora viva, si chiama Florinda Parenti, è di Parma, e lei va dal medico e chiede di avere il certificato, perché corre in nazionale, deve andare a fare i mondiali che quell'anno sono a Salò. E nel 1962 il medico le dice: ah no, no, io non te lo faccio il certificato. Chi me lo dice che facendo questo sport tu un domani non avrai più figli, poi dai la colpa a me che ti ho permesso? Nel 1962 ci si è rifiutati di fare un certificato medico a una donna, dicendo che questo sport avrebbe pregiudicato la sua possibilità di avere dei figli. Quindi diciamo che il diritto che le donne hanno acquisito di fare sport è passato anche attraverso un'immagine, diciamo, e qui torniamo però insomma agli anni del fascismo, dove le donne dovevano fare quel minimo di attività fisica, ma non perché fosse bello che la facessero, ma perché dovevano partorire futuri soldati più sani e più forti. Ancora adesso negli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU c'è lo sport, perché per molte donne di villaggi, di paesi del sud del mondo,
comunque fare un po' di attività fisica le può aiutare poi nel momento anche della gravidanza. Sono gravidanze che hanno in età adolescenziale, quindi un po' questa ragione c'è. Però devo dire che insomma questo concetto che lo sport faccia bene a tutti è un concetto a cui siamo arrivati con fatica anche, e lasciandoci dietro le spalle molte cicatrici di persone che hanno fatto davvero fatica per vedersi riconosciuto questo diritto, e molte di queste sono ancora vive, sono donne che hanno 70-80 anni e che venivano insultate quando per la strada in bicicletta si andavano ad allenare. Allora, dottoressa Stellitano, sono parole importanti che avete sentito. Io sono convinta che molti di voi a casa non conoscevano questa storia di questa donna nell'ambito sportivo. Prego, dottoressa Stellitano. Sì, ci sono tante storie così, no? Il mondo dello sport offre tante storie di questo tipo. Io dico sempre che bisogna raccontarle, perché siccome nessuno si occupava di loro, cioè nei giornali non si parlava di loro, non ci sono libri dedicati a loro, anzi veniva considerato nemmeno sport. Raccontare le storie di queste donne serve per renderle vere, perché una volta che loro non ci saranno più è come non fossero mai state vissute. E sono storie straordinarie, perché stupiscono, uno va a leggere e scopre, non so, che la nonna non permetteva alla ragazzina di andare sul balcone vestita con le braghette corte che usava in palestra, perché sennò la vedevano tutti in paese ed era uno scandalo, cioè cose così che succedevano in tutte le famiglie. Allora, io vedo però altri due libri. Che libri sono, dottoressa Stellitano? Allora, ho portato appunto, oltre a quello di Silvia, che poi va tutto in beneficenza come diritti per un'associazione, Energy Family Project, che si occupa di acquistare protesi per bambini che nascono con agenesie. E poi ho raccontato la storia di Germana Schweiger, che è stata una ragazza di Treviso che ha vinto la prima medaglia internazionale della scherma italiana, ed era una ragazza nata qui, insomma, fuori dalle mura cittadine, che il nonno portava a fare scherma nel 1910, quando la scherma era una cosa solo per i militari, no? Quindi un nonno che vedeva molto avanti. E poi il libro che ha vinto il nonno, parliamo del nonno. Parliamo del nonno, quindi molto questa importante. Bambina, esatto, aveva questo nonno così. E adesso c'è la nipote Carla Onofri, che vive a Treviso ed è appunto l'erede, insomma, della Germana. E poi Donne in bicicletta, che è quello che ha vinto il Bancarella, dove ho raccolto le storie di queste donne. Però ecco, questo libro che Di Ciclo ha voluto pubblicare, curandolo nei dettagli. Facciamo vedere, perché è veramente un libro che merita premio Bancarella. Eccolo qua, prego, prego, dottoressa. Sì, questo è un libro dove ho raccolto tutte queste storie, questi aneddoti di queste donne che mi hanno raccontato, anche queste relazioni che facevano i congressi medici. Però fino agli anni 80 e 90 la situazione, soprattutto nel ciclismo, era così, perché il ciclismo era più cose troppo faticoso per le donne. Poi sbuca una Maria Canins che fa vedere che insomma, si riuscivano a fare chilometraggi più lunghi, le donne andavano in salita, ce la facevano, insomma da lì piano piano poi... O le Paralimpiadi, che da là è partito il tutto, si diceva prima. Le Paralimpiadi sono state davvero il modo in cui noi tutti, ma anche chi non è nel mondo dello sport, ha percepito la persona con una disabilità come un supereroe. Perché io dico sempre anche a Silvia, la disabile delle due sono io, perché tu con una mano fai tutto quello che io faccio e me ne servono due. Cioè Silvia va da pettinarsi, mangiare, scrivere, telefonare, guidare. Cioè io dico, a me ne servono due e a volte faccio fatica, a te ne basta una. E le Paralimpiadi da Londra soprattutto, Londra, Rio de Janeiro, sono state il modo in cui nelle nostre case sono apparsi questi ragazzi e abbiamo detto, cavoli, ma com'è che fa a fare ste cose? E li abbiamo visti con occhi diversi, perché una cosa che Silvia mi ha insegnato lavorando con lei è stata non guardare noi disabili per quello che ci manca, ma per quello che siamo, perché siamo abituati a dire la Silvia è quella a cui manca un braccio, lui è quello a cui manca una gamba. No, guardaci per quello che abbiamo, non per quello che ci manca. E questo davvero è un cambio di prospettiva importante, perché ti aiuta a descrivere la persona che hai davanti per le qualità che ha e non per la disabilità, per l'handicap, cioè lo guardi con gli occhi diversi ed è giusto insomma farlo così. Anche perché hanno portato a casa 19 medaglie, perciò ricordiamo questo numero.
queste persone meravigliose, io li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, io non do nessun altro appellativo, aggettivo, etichetta, li chiamo diversamente agili e li chiamo per nome, perché veramente dovremmo iniziare anche a guardare anche noi con occhi diversi e non etichettarli. Allora vediamo anche questa locandina del 25 maggio, Presidente Sorrentino, che lei ci ha mandato. Cosa succederà? Prego, e cosa vuole aggiungere a quello che ha detto la dottoressa Stelitano? Se vuoi la bicicletta, perfetto, però pedala, e noi stiamo pedalando tutte insieme, quasi tutte. Prego, Presidente. Sì, stiamo pedalando tutte e innanzitutto mi aggancio dicendo questa cosa, mi piace Mirella che hai detto chiamiamole con i loro nomi le persone, su questo sono assolutamente d'accordo, non c'è altro modo che identificare le persone con il loro nome e non per la loro malattia o per una loro caratteristica fisica, questo mi trovate assolutamente d'accordo e grazie per averlo detto. Cosa succederà oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio è un evento dedicato appunto all'emicrania che terremo qui in provincia di Reggio, dove cercheremo di parlare e spero ci siano appunto anche dei pazienti che possano portare la loro esperienza di come l'emicrania è un mal di testa che ci ruba anni di vita, quindi stiamo cercando di fare sensibilizzazione sui territori in tutta Italia proprio per dare voce alla malattia, per far capire che non è un banale mal di testa, facendolo come con l'esperienza diretta dei pazienti, facendo raccontare appunto anche ai pazienti che cosa significa convivere con una patologia così disabilitante. Allora andiamo a vedere anche il video che ha mandato la Presidente Sorrentino, perché ha mandato un video ottimista. Stare meglio si può. Andiamo a sentire. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Sono Alessandra Sorrentino, sono una volontaria di Alleanza Cefalalgici, associazione di pazienti che supporta i pazienti che soffrono di emicrania e di altre forme di cefalea, e in particolare sono la referente per la European Migraine and Headache Alliance, un'associazione europea che raggruppa numerose realtà che operano proprio a favore dei pazienti cefalgici in tutta Europa. Ringrazio tutto lo staff del Mondino per avermi dato l'opportunità di portare il mio contributo qui oggi in questa giornata molto importante. Mi dispiace molto non essere presente di persona perché sono molto legata al Mondino, particolarmente legata, dato che il mio percorso di advocacy e il mio rapporto con l'emicrania è cambiato proprio durante gli 8 giorni di ricovero per detossificazione dall'uso eccessivo di farmaci analgesici che ho fatto lì a Pavia. Spero comunque che possiate sentire tutta la mia vicinanza. Io soffro di emicrania da quando ho 4 anni, oggi ne ho 40. Sono nell'età che possiamo considerare l'età più produttiva dal punto di vista della vita professionale e non solo. Personalmente mi ritengo molto fortunata perché da 3 anni a questa parte, grazie alla terapia con l'anticorpo monoclonale, riesco a gestire molto bene l'emicrania e riesco ad avere un'ottima qualità della vita, sia dal punto di vista personale sia da un punto di vista professionale. Allora, il tempo è volato, dura molto questa intervista, ma è proprio il succo del discorso l'abbiamo capito bene, ma soprattutto il messaggio, star meglio si può. Come ci saluta Alessandra Sorrentino? Prego. Con lo stesso messaggio, nel senso che voglio dare una speranza a tutte le persone che magari non ne hanno, che ci stanno ascoltando, che sono ancora alla ricerca di una terapia, voglio dire stare meglio si può. Non è un percorso facile, ma vi garantisco che si può fare. Dovete soltanto affidarvi alle persone giuste, che sono i clinici, sono la vostra famiglia, i vostri amici, le persone che avete accanto. Fidatevi, stare meglio si può. Lo ribadisco ancora. Grazie, grazie. Salutiamo la Presidente Alessandra Sorrentino che è stata con noi, veramente dobbiamo parlare, ecco, rendervi più visibili perché veramente 6 milioni di italiani sono dei numeri veramente importantissimi e noi dobbiamo informare sempre di più perché si può anche stare meglio. Grazie veramente Presidente, in bocca al lupo per oggi pomeriggio, mi raccomando fate dei bei video che poi vi inviterò ancora e sentiremo anche queste testimonianze. Grazie Presidente. Allora, dottoressa Stelitano, lei invece come ci saluta?
Io intanto vi ringrazio perché abbiamo potuto parlare di sport e vi saluto facendo un invito a tutti di fare attività fisica, di uscire di casa, di camminare, di far vivere ai vostri figli esperienze reali e non virtuali, di alzarli dal divano, dalla PlayStation e di farli andare fuori, incontrare altri ragazzi, vivere un'esperienza che non è solo fisica, è anche un'esperienza di relazione, anche imparare la vittoria, la sconfitta, è crescere insieme a delle altre persone, forgiare il proprio carattere, sapere cosa vuol dire impegnarsi, sacrificarsi, soprattutto appunto sapere che ci sono dei limiti che vanno osservati, sapere che si può coltivare un talento, insomma ci sono tante cose nello sport che si imparano e la medaglia è solo un effetto collaterale, quindi bisogna vivere lo sport a 360 gradi per riuscire a cogliere tutto quello che di buono c'è. E allora io mi permetto anche di ringraziare, oltre al presidente del CONI Dino Ponchio, anche il delegato che abbiamo qui a Treviso, Mario Sanson, perché se riusciamo ad avere anche queste importanti figure, questi messaggi, questi convegni, è merito di questa persona, di Mario Sanson, che veramente ce la sta mettendo tutta per far capire l'importanza dello sport, di aiutare anche questi ragazzi con le scuole, perché lui va sempre dappertutto, ma veramente ce la mette tutta e riusciamo anche ad avere dei personaggi importanti, degli atleti olimpionici che vedrete nella prossima settimana, per far capire anche l'importanza di fare inclusione anche con lo sport. Perciò grazie anche alla dottoressa Antonella Stellitano, grazie ancora al presidente Sorrentino. Pubblicità. Buongiorno. Posso chiedere un commento? No, non posso commentare nulla, mi spiace. Buche cucite nella scuola media di Treviso, finita nell'occhio del ciclone dopo che 2 famiglie musulmane hanno espresso la volontà di non far studiare la Divina Commedia ai loro figli. Una richiesta arrivata dopo che l'insegnante aveva invitato gli studenti che non frequentano le lezioni di religione a chiedere ai propri genitori se fossero d'accordo o meno sulla possibilità che seguissero le lezioni sul poema dantesco e in generale sulle opere che hanno riferimenti religiosi. I 2 ragazzi hanno così iniziato lo studio di Boccaccio parallelamente al resto della classe. La decisione dell'insegnante sarebbe nata per evitare, come già le sarebbe accaduto in passato, problemi con le famiglie di religione diversa da quella cristiana. Di quanto accaduto nell'istituto trevigiano se ne sta occupando anche il ministro dell'istruzione Valditara, che durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri ha annunciato un'ispezione nella scuola. Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti, perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico del pilastro di uno dei pilastri della nostra letteratura, della nostra storia della letteratura, per motivi che non si sa bene, religiosi, culturali o doglianze di qualche genitore, francamente non abbiamo ancora ben capito, è del tutto inammissibile. L'ufficio scolastico regionale, dopo aver inizialmente annunciato l'invio di una nota, ha fatto sapere che interverrà solo una volta conclusa l'ispezione ministeriale, che è già stata avviata, una vicenda destinata a far discutere e che divide gli stessi genitori. No, non esiste, perché siamo in Italia, quindi chi viene qua si adegua ai nostri usi e costumi. È giusta l'ispezione e che gli ispettori poi decidano il resto. L'ho fatto bene, però a esentare che non conoscano Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma perché? Perché mette Maometto all'inferno? Ma può essere. E comunque secondo lei insomma, è offensivo per l'Islam? Sì. Allora, ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo che è il dottor Giordano Bruno Chiara, medico chirurgo, volontario nelle missioni umanitarie. Grazie veramente, dottor Bruno Chiara, di essere qui con noi. Saluto anche collegato con noi Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuele Sicurezza Stradale. Grazie anche a Dan di essere qui per capire se è proprio l'argomento che interessa a tutti noi, se ci sono invece delle cose di cui dovremmo parlare, che sono anche questi morti in motocicletta, in scooter, in bicicletta, in macchina,
fare prevenzione, capire cosa succede invece nel terzo mondo dove c'è la povertà, anzi direi la miseria nel vero senso della parola, dove non hanno niente, vivono su delle baracche incredibili e non hanno di sicuro il passaporto per arrivare da noi, ma devono prendere questi scafi che veramente affondano quasi sempre, ecco, per cercare di trovare una vita migliore. Allora, dottor Bruno Chiara, come commenta proprio da persona, da volontario umanitario, ecco, questa presa di posizione che abbiamo sentito e ce la prendono con la Divina Commedia con Dante? Prego. Non sono assolutamente d'accordo con gli insegnanti che hanno accettato di non spiegare Dante. Dante è il sommo poeta, è studiato, è conosciuto in tutto il mondo. Se mette Maometto all'inferno bisogna tener conto anche del periodo in cui lui lo ha messo all'inferno anche il Papa e di conseguenza potrebbe aver pareggiato la cosa in un certo senso. Chi viene in Italia deve mantenere la propria religione, su questo non discuto, io parlo da laico, accetto e apprezzo tutte le religioni, tanto che vado a lavorare in Israele col mio ex aiuto e attualmente collega il dottor Amrock che è ebreo, ma la scuola italiana, uno che viene qua deve adattarsi alle tradizioni italiane. Dante non si può non studiare a scuola, è impossibile. È sicuramente il più grande poeta, che è riconosciuto da tutti, il sommo poeta, lo chiamano il sommo poeta, che è impossibile non studiarlo, e chi viene qua, se accetta di venire qua, se è stato, deve studiare Dante, non c'è niente da fare, sono d'accordo. Dottor Bruno Chiara, com'è la situazione, ecco, in questi paesi? Lei ha citato appunto questo medico ebreo con il quale collabora. Come vedete questa guerra dalla vostra angolazione? Cosa sta succedendo su questo popolo che continua a morire, bambini, anziani, famiglie che non c'entrano niente con quello che qualcuno ha deciso di fare, di annientarli? Bisogna tener partire da un presupposto. Il 7 ottobre del 23, 1300 morti ha fatto Hamas. Hamas è un'organizzazione terroristica. La reazione ad Hamas non interessa il popolo palestinese, perché sa che dopo la Shoah gli ebrei non accettano più soprusi, non accettano più di essere attaccati, perché hanno subito 6 milioni di morti durante il periodo della Shoah e adesso loro reagiscono in maniera violenta, perché la guerra è guerra. È chiaro che ha esagerato, ma Netanyahu sta esagerando, ma questo senso di antisemitismo che sta sorgendo nel mondo è sbagliato secondo me, perché bisognerebbe essere contro Netanyahu, non contro gli ebrei, perché Netanyahu ha voluto la guerra, Netanyahu ha avuto la campagna elettorale pagata dal Qatar, ha dato soldi ad Hamas, per cui deve mantenere la guerra, se no va in prigione, perché il mondo non capisce che Israele aveva cominciato 45 giorni di scioperi contro Netanyahu. La guerra riunisce il popolo palestinese, il popolo ebreo. Quando c'è la guerra, il popolo ebreo è un tutt'uno con i capi che fanno la guerra. E la reazione è stata violenta, è violenta, non sono d'accordo, e proprio ieri ho discusso perché siamo andati a prendere del materiale per mandare in Madagascar. Ho discusso col mio collega e amico, perché ormai vado assieme da 8 volte, abbiamo fatto 8 missioni assieme, però lui dice che nella guerra, in tutte le guerre, muore la gente. La guerra è guerra, e non si può parlare di come era stata la Shoah, di come si dice, lui mi dice, ma nessuno, la guerra dell'Ucraina ha fatto 500.000 di morti tra una cosa e l'altra. Antonio da Padova, poi continuiamo. Vai Antonio, sei riuscito a prendere la linea, mi fa piacere. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Beh, io non sono antisemita, però ce l'ho a morte con Netanyahu, perché ha ucciso più di 15-20 mila bambini, e a me questo dispiace.
e non trovo neanche giusto che tu, per trovare qui i guerriglieri di Hamas, massacri i palestinesi. È come, faccio un'ipotesi, è come in Italia, che l'Italia per trovare la mafia avesse massacrato tutta la Sicilia. Beh, tanto ogni tanto qualcuno viene ammazzato, ma questo è impossibile. Ma a me quello che mi preoccupa è l'Europa. Ma esiste questo? Cioè, a me l'Europa mi dà l'impressione di essere un fardello filo occidentale, filo USA, perché diciamo noi armiamo Israele, perché noi mandiamo armi in Israele, come ce li manda anche gli Stati Uniti. Però diciamo facciamo finta di essere scandalizzati da questo massacro di bambini e di civili nel Medio Oriente. Ma è tutta come si può dire, non lo so, cioè, c'è un senso di menefreghismo quasi, perché non lo so come si spiega, l'Europa ancora una volta è vassallo degli Stati Uniti e anche di Israele. A me quello che mi preoccupa è sì la fine che farà il Medio Oriente, ma purtroppo la fine che fa l'Europa. Andremo a votare adesso il 9-10 di giugno, ma per chi votiamo? Per l'Europa o per gli Stati Uniti d'America? Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche la riflessione di Antonio, allora adesso io direi al nostro regista Antonio Esposito di preparare le foto del viaggio di Andrea Dan, che è proprio appena ritornato dal Marocco, e capire, come ha detto Abdellah Karzagi ieri, che in Marocco ci sono 2 scuole che ricordano Dante, studiano Dante, l'ha detto Abdellah Karzagi, cioè un musulmano ieri. Allora, invece i problemi veri quali sono? Grazie Andrea Dan di essere qui con noi, prego. Io questa mattina, come quasi tutte le mattine, ma soprattutto questa mattina, sono terrorizzato, sono basito, sono scioccato dalle morti silenziose in moto in Italia. Solo ieri pomeriggio nel Varesotto è mancata Maria Grazia, 21 anni. Questa notte, dopo mezzanotte, a Pisa è mancato un 52enne. A Forlì è mancato Nicolò, ieri pomeriggio, un fotografo. A Palermo ieri è morto Nino. Ieri a Napoli un altro 41enne è stato decapitato in moto e mi sto aggiornando minuto per minuto. Solo ieri, dagli ultimi miei dati, 5 motociclisti sono mancati. Nella settimana scorsa 5 sono mancati sabato, 5 motociclisti sono mancati domenica. Non tralasciamo la settimana, ma soprattutto nelle parti primavera-estate abbiamo un aumento vertiginoso di queste morti silenziose. C'è una brutta abitudine nel dire che andare in moto è una scelta, non è un obbligo, per cui si va a giustificare queste morti. Ma quando si inizierà ad avere un'acribia istituzionale, governativa, nazionale per poter combattere questa prima morte dei giovani, la morte con la moto? Presidente Dan, vediamo anche le foto per cortesia che ha mandato Andrea Dan di questo viaggio in Marocco. Com'è la situazione? Ecco, abbiamo detto che tiene banco in questi giorni questa Divina Commedia di Dante, che i musulmani non devono studiare se sono in Italia, questa scuola che ha chiesto appunto ai genitori se i loro figli potevano studiare Dante, e Abdellah Karzagi che aveva detto invece che in Marocco ci sono 2 scuole che insegnano Dante. Ecco, com'è la situazione che lei ha visto, che è recentissimo il suo ritorno in Italia dal Marocco? Prego Dan. Ecco, ho il volo anche domani ritorno in quelle terre proprio perché cerco di fare queste missioni umanitarie ma avere anche un contatto con altre realtà.
Allora, io la vedo sempre sotto un profilo, più che scolastico, lo vedo sotto un profilo di sicurezza stradale. Sotto un profilo scolastico in Marocco l'ultimo anno, tra vari scioperi, hanno fatto solamente, mi sembra in un anno, un mese di scuola. Però io non entro in merito scolastico, ma vado a vedere sul discorso della sicurezza stradale. In ogni provincia del Marocco, ogni provincia significa come Treviso Pordenone, in ogni confine, in ogni strada statale, in ogni strada provinciale ci sono dei posti di blocco permanenti 24 ore su 24 e le macchine si fermano. Ogni macchina che deve entrare in una città, le forze dell'ordine capiscono chi entra e questo ha portato quasi a zero sia la criminalità sia la microcriminalità, sapendo e conoscendo ciò che entra sia sulle piccole città ma anche sulle grandi città. Rabat, Casablanca, Marrakech sono città sicure. In Italia, in Europa, questo non succede. Per cui quello che io mi chiedo, quando iniziamo a militarizzare le strade italiane per combattere sia la criminalità, per combattere i furti, ma soprattutto per combattere le morti stradali. Vladimiro da Rovigo, poi torniamo dal dottor Giordano Bruno Chiara. Vai Vladimiro. Discorso della Divina Commedia di Treviso. Allora, una settimana fa o 10 giorni fa Salvini era presente a Rovigo per fare la campagna elettorale per la Lega, per europei e via parlando. E tra le varie cose che ha detto anche che bisogna votare per la Lega per impedire che l'Islam arrivi a comandare qua in Italia e che gli italiani si trovino sottomessi all'Islam. Era che c'è ovviamente abbastanza reazioni, ma cosa ti ho detto sto qua, ma non è vero, via parlando, eccetera, eccetera. E può anche essere vero. Però poi l'ho sentito appunto ieri, come tanti altri, questa novità che non è la prima e non sarà neanche l'ultima di Treviso, ma anche dell'imam a Torino che dentro all'Università di Torino ha fatto la messa islamica, non so come si chiama, in maniera abbastanza dura. Allora mi dico una cosa, ma questi due episodi qua, assieme a atti precedenti e atti che verrà ancora, io dico che una persona possa dire ma Salvini ha ragione, escludiamo questo, ma non si può neanche dire che Salvini non possa dire quello che ha detto a Rovigo una settimana fa, perché è troppo evidente che in una società come quella italiana, forse europea, nella quale, e ripeto ancora una volta il discorso, nella quale si confronta troppe diverse culture, modi di fare, alleanze e via parlando, nei quali nessuna purtroppo, nessuna cerca il punto di incontro, ma tutte cercano solo di eliminarsi una con l'altra, è il pericolo che la gente giustamente dice mi qua reagisco, Garazon Salvini e voto per la Lega per evitare il pericolo islamico che magari non esiste, ma se si ripete degli episodi e non esiste la gente che vede che la società, lo Stato interviene compatto contro questi episodi e non che interviene in maniera parziale, diviso, e quando che interviene in un'altra parte lo critica. La gente può anche reagire in modo sbagliato, cioè la gente che vota a destra non vota a destra perché è stupidi, ma vota a destra perché reagisce in maniera individuale a quello che succede e molto bisogna accettare la faccenda. Devo andare avanti, grazie della telefonata perché purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo anche due ospiti e abbiamo anche i video e le telefonate naturalmente. Allora, dottor Giordano Bruno Chiaro, come commenta, cosa vuole aggiungere, ecco, quello che ha sentito, quello che lei vede con i propri occhi girando il mondo, non rimanendo qua? Vorrei dire che se l'Italia copiasse la Francia ogni tanto, in Francia è un governo laico, il nostro probabilmente è ancora un governo un po' confessionale. In Francia hanno proibito l'uso dello hijab, di tutti i segni religiosi in classe, pur essendo un paese, lì non hanno avuto, che con molti più musulmani di italiani, perché hanno tutte le colonie, le ex colonie francesi erano musulmane, per cui loro hanno il 10% di musulmani, però hanno stabilito che a scuola si va senza il velo, senza come
è un fatto legale, potremmo farlo anche noi in Italia e non credo che succederebbe assolutamente nulla. Per quanto riguarda, mi ha chiesto dei paesi... Sì, come vede la situazione in questi paesi dove veramente ci sono queste guerre a macchia di leopardo? Noi vediamo quelli vicine, ma di lontane ce ne sono parecchie. Queste popolazioni che muoiono per non aver fatto niente, neanche da mangiare, non hanno da bere, non hanno niente pure. No, io conosco il Madagascar perché ci sono stato 7 volte, l'Etiopia perché ho lavorato lì come volontario ad Adua. Madagascar è un paese tranquillo dal punto di vista perché i confini più vicini sono a 450 km, essendo un'isola, e di conseguenza è difficile arrivarci. È un popolo abbastanza tranquillo, povero, è tra i 10 paesi più poveri del mondo, però è un popolo dignitoso, non è come i bambini lì, non vengono a chiederti i soldi, non ti aggrediscono come succede nel Nord Africa, che se uno va, frotte di bambini vengono a chiederti i soldi. Madagascar è un paese dignitoso, povero ma dignitoso, e non ha nulla, a parte la vaniglia e il pepe, non ha sottosuoli ricchi. Non ha sottosuoli ricchi, qualche pietra preziosa che però... proprio perché è un paese che ha anche di gente bella, tranquilla, naturalmente in certi posti è pericoloso, però... Come dappertutto? Come dappertutto, anche in Italia, se andiamo in certi quartieri del sud, ma non solo del sud, anche di Torino e di Milano, in certi quartieri c'è pericolo, per cui basta stare attenti a non andare via mostrando che hai telefonini, ori e roba del genere e si vive in maniera tranquilla, perché non è un paese aggressivo, è un paese che ha fame. Possono aggredirti per portarti via la roba perché hanno fame, però... Perché, dottor Bruno Chiara, ha scelto questo percorso, questo volontariato per aiutare quelle persone le più fragili? La fragilità si tocca a 360 gradi in queste situazioni. Prego. Io, quando sono andato in pensione, una casa farmaceutica della zona, della quale non faccio il nome, mi ha telefonato pochi mesi prima di andare in pensione, dicendomi che mi voleva, essendo io per 20 anni primario a Pordenone, voleva che andassi a lavorare là perché gli mancava probabilmente un direttore di chirurgia. Però nel frattempo mi è capitato di andare a fare una missione con dei colleghi, un'associazione di Alba in Chiapas, e lì sono come San Paolo caduto sulla via di Damasco. Ho deciso al ritorno di telefonare a questo mio amico e collega che era direttore sanitario di questa casa di cura e dirgli: no, guarda, io ho deciso di dedicarmi al terzo mondo, finché la mano non trema, ho deciso di dedicarmi al terzo mondo. Dopo è stata una successione continua. Quelli che mi hanno portato in Chiapas conoscevano Suor Laura Girotto ad Adua, e allora sono andato a fare una missione ad Adua, poi sono tornato altre 3 volte in Chiapas, e dopo nel mio paese, Oderzo, c'era un Bruno Dall'Acqua, un frate carmelitano che da 30 anni era in Madagascar e che stava costruendo un ospedale. Non aveva nessun medico che potesse dargli dei consigli e mi ha chiesto, e ho cominciato ad andare in Madagascar a dare dei consigli per questo ospedale. Questo succedeva nel 17, poi nel 18 abbiamo aperto questo ospedale, ho fatto i primi interventi in questo ospedale e da allora sono andato giù 1 o 2 volte all'anno per portare delle gocce, qualche goccia della sua sapienza e competenza. Qualche goccia dell'oceano, e adesso dall'anno scorso siamo entrati all'Università di Majanga e abbiamo cominciato a operare anche all'Università di Majanga. Io e il mio collega, lui fa i bambini, lui era il mio aiuto che operava la chirurgia pediatrica, lui opera i bambini e io opero gli adulti e assieme operiamo quelle 30, 40, 50 persone ogni volta che andiamo giù. Senta, dottor Bruno Chiara, cosa vuol dire, e ci spieghi la differenza
di operare qui nei nostri ospedali, specialmente questi ospedali, questa eccellenza veneta che dicono, questi fiori all'occhiello anche in Lombardia. E ci lamentiamo sempre perché fa caldo, perché fa freddo, perché manca. Com'è operare quando torna a casa e ritorna nel suo mondo, però avendo toccato con mano cosa vuol dire anche la sanità in quel mondo? Prego. Io dico quando torno a casa che tutti quanti dovrebbero fare un passaggio per quei posti. La sanità veneta, come quella emiliana e quella lombarda, sono tra le migliori sanità del mondo, naturalmente. Qui abbiamo il robot, lì invece uno va a operare in una sala operatoria dell'università, perché posso raccontare l'esperienza di ottobre che sono andato a lavorare al Policlinico Universitario dell'Università di Majanga, e per lavarci le mani quel paziente che era in anestesia ho dovuto mandare a comprare l'acqua minerale perché siamo rimasti senza acqua e ci siamo lavati le mani con l'acqua minerale. Lì hanno un tavolo operatorio che noi siamo usciti, ogni giorno uscivamo con la schiena perché è all'altezza che non si alza, non si abbassa e non si alza, è fisso, all'altezza loro che sono tutti piccoli, e noi avevamo la schiena rotta per operare. Il mio collega che operava i bambini a volte si metteva in ginocchio per operare perché il tavolo era basso e allora operava meglio stando in ginocchio. Ci è capitato di restare senza lampada mentre stavamo operando, magari un'ernia importante, perché lì non si operano perché bisogna pagare l'intervento, dopo dirò un altro episodio, e abbiamo la nostra luce frontale per cui finiamo gli interventi con la luce frontale perché non hanno la sialitica, come da noi. Noi abbiamo il robot, abbiamo la laparoscopia, abbiamo di tutto e di più, siamo una delle sanità più importanti del mondo, tra le più attrezzate del mondo. Lì non hanno nulla. Se noi siamo arrivati a pagare l'università, dare 50 euro per ogni paziente che operiamo, perché loro non hanno neanche i soldi per il post operatorio. E ci è capitato un episodio che, a dire il vero, ci ha lasciato un po' sconvolti, sia tutti e due, sia io che il mio collega, perché abbiamo operato una bambina di 12 anni di un'ernia della quale soffriva da anni, ed era molto dolorosa questa ernia per la bambina. L'abbiamo operata, siamo andati poi a fare il giro come abbiamo la nostra abitudine, una volta che abbiamo finito gli interventi andiamo a fare il giro per vedere come vanno i pazienti, e questa bambina stava piangendo perché la mamma la stava rimproverando perché la accusava di mandare in fallimento la famiglia perché non avevano i soldi per pagare le flebo, per pagare le medicazioni e roba del genere. Ci abbiamo impiegato un quarto d'ora per spiegare alla mamma che pagavamo noi il post operatorio e di conseguenza che non dovevano spendere assolutamente nulla. Allora la bambina si è calmata e la mamma naturalmente si è calmata. Questi sono episodi che capitano in quei paesi dove non c'è nulla, dove più è povero il paese, più si paga, lì si paga tutto. Il valore della vita umana che non c'è. E dopo capita di vedere casi che non vorrei farlo vedere, ma non si può neanche farlo vedere. Ragazzi di 19 anni con un cancro della mandibola che ha distrutto il volto e che, come questo qua che le faccio vedere, che è morto 6 mesi dopo queste fotografie. È impressionante, guardate la foto che sto vedendo, vedremo poi se riusciremo la prossima volta, magari che inviteremo il dottor Chiara, a avere anche queste foto, se si possono far vedere naturalmente. Sì, perché sono è morto, foto, per cui... Ecco, sono foto importanti che fanno capire quanto si può fare tutti assieme per aiutare anche queste difficoltà. Altri episodi che potrei raccontare. Ci fermiamo un secondo, dottor Chiara, perché c'è Luciano da Desenzano, se no cade la linea. Vai Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno al dottore. Buongiorno. Vorrei parlare 2 o 3 piccole cose, Mirella, come al solito. Veloce però, Luciano. Dopo dottore vorrei parlare di Cuba, 20 secondi. Niente, la guerra purtroppo sono sempre stati colpiti. A Milano
140 bambini in una scuola morti, bombardati dagli anglo-americani, 40 bambini in una scuola vicino lì a Lodi, i 300.000 morti in 2 o 3 giorni a Brema, là in Germania. In tutte le guerre il popolo ci va di mezzo, tra parentesi. Ma dottore, leggevo tutti i giorni che a Gaza mancava il cibo, mancava l'acqua, ma i soldi per comprare le armi le hanno avute. 2 secondi, Mirella. Cuba, io ho un'amica che ha 47 anni, da 12 anni la conosco, è giù un mese perché ha parenti, genitori ancora. A Cuba, fino a 6 anni i bambini hanno diritto a un chilo di latte in polvere al mese, ma c'è l'acqua, è imbevibile. Vanno a scuola con un po' di zucchero dentro l'acqua. Quando è caduto il comunismo, Mirella, in Romania, c'erano i bambini che vivevano nelle fogne. Bisogna parlare anche di questo, dei morti, i centinaia di milioni di morti dalla Cina, dal comunismo in Russia. Vi saluto, buongiorno. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Luciano da Desenzano, adesso vorrei tornare anche da Andrea Dan. Io so quanto Andrea Dan si sta battendo per cercare di portare anche un po' di giustizia su queste morti, di parlarne, i numeri sono impressionanti, ma io so che lei manda lettere, mail a tutti, risponde, la politica è interessata a capire l'importanza di fare prevenzione. Prego Andrea Dan. No, assolutamente no. Il politico la prima volta che ti vede, ti inizia a promettere. Se siamo in campagna elettorale abbiamo grandi promesse e poi sono sempre impegnati su altro, per cui la sicurezza stradale, dalla prevenzione, formazione, dalla repressione, il politico non ha scopi politici. Nell'arco di un mese e mezzo dovrebbe, uso un condizionale, arrivare il nuovo codice della strada in Gazzetta Ufficiale. È passato già alla Camera dei Deputati, ora si trova in Senato e sul nuovo codice della strada noi avevamo tante proposte da poter introdurre, ma né il Ministero né le commissioni competenti ci hanno mai voluto sentire. Questo è il nuovo codice della strada, io direi che è meglio un piuttosto che nulla, per cui in qualche modo dovrebbe cambiare le brutte abitudini alla guida con il cellulare, perché si inizia a parlare di essere ritiro patente per una settimana, 15 giorni, chi viene beccato con un cellulare alla guida. C'erano state fatte altre proposte, tanto per dire proprio, andiamo a vedere proprio le cause vere e proprie che sono della morte sulla strada, che vanno le droghe, che vanno l'alcol, ma soprattutto la disattenzione. Per cui il nuovo codice della strada nell'arco un mese dovrebbe essere votato e da parte nostra ci siamo quotidianamente sempre sentiti con loro, però fanno le orecchie da mercante, non ci vogliono sentire, tanto per dire nel discorso dei motociclisti noi abbiamo proposto l'obbligo dell'airbag obbligatorio e loro come risposta ci sarà all'interno di questo nuovo codice della strada esclusivamente l'acquisizione di un secondo guardrail, cioè in alcuni punti critici, in alcune curve, tanto per dire, oltre che un guardrail, mettere un secondo guardrail per la persona che non vada decapitata con la moto. Però scusa Andrea Dan, io vorrei aprire anche una parentesi, perché la ragione non sta mai solo da una parte. Allora io vedo anche ieri dei ragazzi con queste moto nuove, perché magari sono stati promossi o sono in via di promozione, perciò i genitori lo sanno, che fanno delle impennate nella strada, ma non una strada poco trafficata dove puoi anche fare sta roba perché l'hanno sempre fatta, ma sfidano proprio queste macchine che vengono in senso contrario e loro all'improvviso ti fanno sta impennata. Poi un'altra cosa che volevo discutere proprio con Andrea Dan è l'eccessiva velocità. Questa
segnaletica stradale che non viene rispettata, i 30, i 50, ma cosa sono? Ma chi va a 30, a 50? Ma figuriamoci, ma su centri abitati dove ci sono scuole, asili, questi attraversamenti pedonali, ed è colpa un po' di tutti, perché sia l'automobilista, il motociclista, ma anche il pedone delle volte dovrebbe rispettare e capire che in quel momento magari deve star fermo e non buttarsi, perché cioè ognuno qui è inutile passare il cerino, si fa le proprie regole quando esce di casa, e fare le proprie regole quando si esce di casa vuol dire non rispettare il prossimo. Chiaro. E questo mi dà un fastidio enorme, perché noi continuiamo a dire che ci vogliono infrastrutture, che ci vogliono strade. Io ho avuto l'avvocato Foiadelli, già procuratore qui a Treviso, che ha detto non sono le strade, è la velocità. È l'attenzione alla velocità. Sentiamo cosa ne dice lei che gira il mondo e non hanno di sicuro i semafori, le strade, la velocità. Ecco, prego. Beh, chiaramente dove in Madagascar dove abbiamo la macchina lì è tentare, agli incroci uno guarda, non c'è niente. E chissà mi vada bene. Chissà che vada bene. Ma qui in Italia c'è un codice della strada che basterebbe rispettare anche quello che c'è, sì, non quello nuovo, perché per avere meno incidenti. È che nessuno lo rispetta il codice della strada, mi metto io per primo, anche perché magari ho fretta e corriamo, ma basterebbe rispettare il codice e non succederebbero incidenti se uno rispetta. Se attraverso le strisce pedonali, io quando vado sulle strisce pedonali mi fermo attraverso quando le macchine sono ferme, non quando le macchine sono in moto, perché se hai distratto l'autista ti prende e non c'è niente da fare. Non è che uno deve, perché alle strisce pedonali, buttarsi fuori e poi attraversare. Deve avere un po' di attenzione, come è normale, giustamente come ha detto lei. Basterebbe rispettare già il codice che c'è attualmente, senza pensare al codice nuovo, e rispettare la velocità. Se ci sono i 30 all'ora vuol dire che in quel percorso hanno capito che l'importanza è di andare a 30 all'ora. Non è che penso che mettano i cartelli per caso. Il problema è che nessuno vuole rispettare questi 30 all'ora. Non parliamo dei 10 all'ora. Ho sentito una persona che ha detto per carità, ma guarda, quello è scemo che ha messo quel cartello. Ma cosa metta? Ma ci sarà un motivo se in quel punto là c'è questo cartello là? Ci sono dei lavori in corso magari. Bravissimo, c'è un motivo se l'hanno messo in quel momento. Abbiamo Giusy, vai Giusy. Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. E ora Mirella, dico una cosa sola. Tutti questi morti con le moto, con le auto, l'altro ieri è morta anche quella ragazza pilota lì di Padova, di dov'è? Anche lei praticissima, però anche lei avrà sbagliato per fare un incidente del genere. Però Mirella, tu vai per le strade normali dei nostri paesi, le moto ti sorpassano come se fossero in una pista. A me quando imbrocco la mia stradina per venire a casa mi faccio il segno della croce, perché io dico sono arrivata sana e salva, perché noi diversamente giovani guardiamo di più, tocca anche a noi gli incidenti, per carità, però anche in montagna ti sorpassano, corrono come matti, ma per forza dopo vanno su per qualche albero, si uccidono, ti vengono addosso qua e là, perché finché ci sono i 50 all'ora passano davanti, frenano ai 50, poi succede il degheio perché corrono come matti. Io ho paura di correre per le strade in questi tempi, hai capito? Questo voglio dire. E anche sulle strisce pedonali. Il discorso è che devono andare a piedi con la bicicletta a mano, no, attraversano tutti in macchina, e sicché loro sanno che ci sono le strisce bianche e passano, non guardano né a destra né a sinistra. Noi che siamo qui, che veniamo avanti, certamente noi andiamo piano quando vediamo le strisce, perché ci sono certe persone che vedendo le strisce passano, non guardano né a destra né a sinistra.
Grazie Giusy, molto chiara la telefonata di Giusy, devo correre purtroppo. Allora Andrea Dan, è vero che tutti quanti abbiamo un po' di colpa, perché è inutile passare sempre i cerini. Ecco, se tutti quanti facessimo il nostro dovere, il rispetto della persona, se il rispetto della segnaletica, anche se in certi punti, specialmente nelle rotonde, a mio avviso andrebbe rivista, perché se 50 cartelli non ti capisci più da che parte che te vada ad andare, ti sbagli sicuramente. Ecco, prego Dan. Ecco, io vado a vedere anche i cambiamenti e le abitudini che sono state fatte in questi ultimi 26 anni, dal 98. Io vado a vedere anche i dati, le statistiche. Nel 98 la provincia di Treviso aveva 190, quasi 200 morti all'anno solamente nella provincia di Treviso. Non era una settimana che c'era il veicolo con il platano che tagliava la strada, 5 ragazzi morti, 4 ragazzi morti, la piccola fotografia, la piccola foto sul quotidiano e lì tutto era concluso. Con le istituzioni provinciali e regionali, con l'avvio delle rotatorie, con l'avvio dell'airbag, con l'avvio della cintura di sicurezza, in provincia di Treviso in questi 20 anni si è avuto un crollo del 75-76% degli incidenti, cioè dalle 200 morti, 190 morti all'anno siamo calati a 50-60 vittime all'anno. Noi pensiamo sempre a queste 50, perché 50 vittime è una cosa mostruosissima, per cui le infrastrutture servono moltissimo, le rotatorie servono. Io ricordo anche il mese e mezzo fa la bretella della 28, quel punto critico dove è mancata anche Marica, che ci sono 2 vie comunali tra Bodega e San Fior che vanno a imboccare direttamente, diciamo, in quella bretella e là si continua a morire. Lì non si vuole investire, lì ancora sono in attesa di una risposta da parte degli amministratori comunali di Godega, di San Fior, da parte delle autovie venete. Non si fa nulla, ci si dimentica finché non arriva un nuovo Però ci incidente. si dimentica anche, Andrea Dan, di parlare di giustizia, di questa certezza della pena che non c'è per queste famiglie distrutte che non vedono più arrivare i loro cari. Lei sa, noi ne conosciamo, abbiamo le associazioni, abbracciano le associazioni di queste mamme che hanno perso i loro figli e che non hanno ancora giustizia o si vedono ripagate in maniera veramente incredibilmente insoddisfacente, anzi umiliante, persone che non fanno un giorno di carcere nonostante queste morti. Ecco, dobbiamo parlare anche di questo, perché io ho capito di parlare di tecnologia, ma dobbiamo parlare anche di dare giustizia a queste famiglie. Ma vi rendete conto di non vedere più il loro caro ritornare a casa, ragazzini, ragazze, bambini, adulti, mariti, sorelle? Però la certezza della pena non se ne parla, alcol zero non se ne parla, bisogna, perché c'è il business che regna sovrano, è questo il grande problema che abbiamo e non si può mettere all'alcol zero in un territorio dove si vive parlando di vino e di spritz. Dottor Bruno Chiara, cosa dice? Sta sorridendo quando io parlo, però questa è la verità, è inutile che ce la nascondiamo. Sorrido perché sono d'accordo, sorrido perché sono d'accordo, anche se viviamo in un paese che vive col vino, l'alcol zero sarebbe una cosa giusta per chi corre in macchina. Gli autisti delle corriere devono avere alcol zero, non vedo perché. Lei da medico proprio cosa consiglierebbe alla politica? Ma perché in Europa c'è l'alcol zero e qui da noi dice, per carità, ma siamo in Italia, poi mi piace anche parlare d'Italia, perché si fa fatica a mettere le cose giuste che ci sono già? Noi dobbiamo sempre copiare quelle sbagliate, esatto, mai sì. quelle giuste. Ma è quello che sto dicendo prima, perché non copiamo dalla Germania dove c'era l'alcol zero? All'Oktoberfest vanno via 4 amici, uno non beve e vanno via 4 volte perché a turno uno non beve. E qui potremmo fare la stessa cosa, copiamo solo le cose sbagliate, sia dall'America, soprattutto dall'America o dagli altri stati, insomma, ma non abbiamo la forza per imporre, perché non lo so perché, onestamente. Forse la politica in questo momento è un po' così, lascia un po' a desiderare. Senta, dottor Chiara, un'altra domanda, perché devo farne tante perché il tempo è tiranno, ma io ho piacere di parlare con le persone competenti. Secondo lei perché
abbiamo tutti questi ragazzi che vanno via dall'Italia, anche se qualche politico ha avuto il coraggio di dire qui nella mia trasmissione che non è assolutamente vero, che c'è questo allontanamento di ragazzi dall'Italia con queste lauree importanti anche di medici. Secondo lei cosa c'è che non funziona? Non funziona la sanità italiana ed è vero che vanno via. Perdiamo 20.000 medici all'anno in Italia, mancano in Italia 100.000 tra medici e infermieri negli ospedali italiani perché non si vuole assumere, probabilmente perché i direttori generali, se fanno il pareggio di bilancio, prendono un premio, ma la sanità non è un'azienda, la sanità, il paziente è diventato cliente. E quando il paziente è diventato cliente è finita la sanità in Italia. La sanità in Italia, non ci sono soldi per la sanità. Quando devono risparmiare, risparmiano sulla sanità e risparmiano sugli insegnanti. La sanità, la ricerca e la scuola sono le tre pilastri fondamentali per una nazione moderna. Qui in Italia abbiamo il PIL, cioè il 6% del PIL, 6,5% del PIL che viene dato alla sanità, quando in Germania danno il 10%, in Francia quasi il 9%. Non ci sono soldi per la sanità e non ci sono soldi per assumere le persone e naturalmente vengono pagati i medici, vengono pagati poco e la responsabilità è tanta. Oggi ci sono delle scuole io ero al congresso dei chirurghi ospedalieri a Napoli la settimana scorsa. Ci sono scuole di specializzazione in chirurgia che vanno deserte perché non ci sono medici che vogliono fare i chirurghi, perché la chirurgia è diventata una specialità pericolosa per chi la fa, col giudice che ti alita sul collo tutti i giorni e i giovani medici non la vogliono più fare. È disarmante la cosa. Dottor Chiara, però dobbiamo parlare anche di sanità privata, dove i medici li trovi subito, puoi fare quello che vuoi fare, l'importante è pagare. Ecco, tu paghi e io ti rispondo subito, però ricordiamoci che il grande intervento viene fatto nel pubblico, non viene fatto nel privato, anche se tentano di arrivare anche a quello. Prego. È un tentativo di far diventare la sanità pubblica privata. È chiaro questo, perché si fanno delle convenzioni con le case di cura private dove non operano i grandi interventi, chiaramente i trapianti di fegato non li fanno in casa di cura privata, i trapianti di rene neanche, cioè i grandi interventi che costano, perché un intervento costa moltissimo, un trapianto costa migliaia e migliaia di euro, si fanno negli ospedali dove non ci sono i soldi, dove vengono investiti poco. Ci sono medici che vanno a lavorare nelle cooperative, erano in ospedale, vanno a lavorare nelle cooperative perché prendono 1.200 euro per ogni notte di guardia, lordi naturalmente, però ne fanno 4 o 5 in un mese e per il resto sono tranquilli e vanno a fare le notti. Ma secondo lei, dottor Chiara, lei che ha anni alle spalle, perciò sa di cosa parliamo, 40 anni di chirurgia. 40 anni di chirurgia, capite con chi sto parlando questa mattina, ma chi è che ha permesso questo? Perché noi veniamo da una sanità di Tina Anselmi dove si dava l'importanza proprio alla persona, all'umanizzazione, si dava importanza al servizio alla persona, di cosa aveva bisogno. Poi un po' alla volta, più siamo andati avanti, più ci siamo, quei robot, per carità, intelligenza artificiale, ma c'è sempre l'uomo però alla fine, come ha detto il professor Gerosa, cioè inutile che parliamo, se non c'è l'uomo poi alla fine cosa facciamo? Queste mega strutture, ma se poi sono vuote... Chi muove il robot è l'uomo. Ci vogliono le mani dell'uomo per muovere il robot, non è... operare una colecisti a Strasburgo col chirurgo in America, perché questo è successo, che è costata 2 milioni di euro questa sperimentazione, ma in America c'era un chirurgo che muoveva le mani, che muoveva gli attrezzi. Cioè il robot da solo non si muove? Il robot da solo non si muove, l'intelligenza artificiale è sempre legata all'uomo naturalmente, siamo noi che...
La sanità è cambiata. La sanità è cambiata, è vero, la Tina Anselmi e anche Rosy Bindi hanno fatto delle belle riforme per la sanità. La Rosy Bindi, la Tina Anselmi appunto ha seguito la Costituzione. La sanità poi deve leggeremo essere dopo, pubblica. eccola qua. La sanità deve essere pubblica, gli italiani hanno diritto ad essere curati perché è scritto in Costituzione, i nostri padri costituenti hanno capito sta cosa. La Rosy Bindi ha dato dei soldi a chi faceva l'intramenia, chi restava sempre in ospedale e ha pagato un sacco di soldi a chi sceglieva di fare l'intramenia. Adesso è cambiata la sanità perché si punta al denaro e tutto questo è il denaro che muove purtroppo il mondo. Le guerre si fanno sempre per motivi economici. Guerre di religione ne hanno fatte poche, neanche le crociate erano guerre di religione perché bisognava mantenere aperte le vie della seta e di conseguenza si facevano le guerre. Sempre per interesse. Tante crociate non sono neanche arrivate al Santo Sepolcro, per cui... Sandra, abbiamo Sandra in linea, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno al dottore e all'altro signore in collegamento. Beh, complimenti a tutti e due i signori perché è molto interessante stamattina tutte le varie che siamo venuti a sapere, questo medico che è andato in giro per il mondo e mi congratulo per la sua bontà, perché bisogna essere anche buoni per fare al di là della professione. Volevo dire una cosa, poi avete poco tempo perché lo so, i tempi sono quelli. Allora, i medici, quando, come ha detto lei, il chirurgo si opera e fatalità la famiglia gli fa causa, loro hanno un'assicurazione, ho sentito, però è chiaro che uno ci pensa un attimo prima di fare il chirurgo. Però quando c'è una sentenza invece del tribunale che un giudice, non so, dà una sentenza negativa e dopo tempo viene fuori che questa persona invece viene assolta o si fa alla galera. I giudici, allora, le sentenze non si possono, ma perché scusa? Il giudice è un essere umano, come un essere umano il medico. Nella vita purtroppo anche il più bravo può sbagliare. È chiaro che la salute, però anche la vita dell'individuo è importante, perché se uno sta in galera come quel signore di 30 anni e dopo quell'altro, insomma, adesso non sto a dire la storia, che poi dopo 30 anni è uscito che era anziano, cioè non è questione di risarcimento, perché è questione proprio di queste persone. Allora perché un magistrato non deve pagare? Scusa, se mio marito sbaglia un lavoro, purtroppo non viene pagato. Grazie Sandra, devo correre come hai detto tu, comunque sei stata molto chiara, ti ringrazio, prego dottor Chiara, poi andiamo da Andrea Dam. Volevo appunto riprendere il discorso. Su 100 denunce che vengono fatte ai medici per malpractice, forse una o due vanno in porto, perché però quando un medico, un chirurgo riceve quel foglietto dove dice che tu sei inquisito per queste cose, il giorno dopo quando vai a operare non sei più sereno e metti a repentaglio il paziente che viene dopo. Perché è normale che uno ci deve pensare. Io mi ritengo un fortunato perché in 40 anni di attività non ho mai avuto nessuna causa che sia andata in porto, nel senso che ho avuto un paio di denunce ma sono stato assolto in istruttoria perché il fatto non sussiste e mi ritengo molto fortunato per di questa cosa, che però quando uno riceve quel foglietto dalla parte della procura non è più sereno e la gente non capisce questo, le denunce sono troppo facili, ci sono dei medici, degli avvocati anche che vanno, anche dei medici legali che vanno negli ospedali a vedere di denunciare, parlano con le famiglie, vanno in cerca dei morti e dicono se
se vinciamo facciamo il 50% e se perdiamo non ci rimettete nulla. Ma perché secondo lei, dottor Bruno Chiara, è passato il messaggio che il medico prende una montagna di soldi, che è straricco, senza invece vedere quella che è la realtà? Guardate che io ci vado spesso per incontrare delle persone che sono in forte difficoltà, anche l'altro giorno, e devo dire la verità che delle volte dico ma escono dalla sala operatoria, vanno a visitare, ritornano in sala operatoria, cioè fanno delle ore pazzesche, non mangiano neppure ore e ore, perché come dice lei c'è una squadra, tu devi tenere la bara dritta, non è così semplice. Eppure è passato questo messaggio: medico uguale milionario. Purtroppo ci sono dei colleghi che visitano in nero, che fanno interventi in nero, cioè senza, e questo rovina quella che è la classe medica, ma la stragrande maggioranza dei medici lavora in maniera seria. L'Italia è poi un paese dove, ripeto, la sanità è una sanità tra le migliori del mondo, è inutile riconoscerlo. Adesso siamo calati un po', secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità noi 15 anni fa eravamo la seconda sanità del mondo, siamo calati molto perché mancano medici, perché non ci sono medici, perché mancano 20.000 medici negli ospedali, perché mancano 60-70.000 infermieri, per cui la sanità italiana è calata, siamo regrediti, diciamo, però restano delle zone, delle aree come appunto ripeto. Scusi dottor Bruno Chiara, guardi che ieri ho avuto un medico che ha detto che non è vero che mancano i medici, è che manca la programmazione. Mi deve spiegare allora perché negli ospedali non ci sono medici, mancherà anche la programmazione, sono tutti fuori. Medici di base non ce ne sono perché vanno in pensione e non ce ne sono. È vero che manca la programmazione perché basta fare un click, si sa quanti medici andranno in pensione e basta aumentare, ma non vanno più a fare medicina perché la medicina non è più quella facoltà che una volta dava lustro come... È il numero chiuso, come lo vede lei, dottor Bruno Chiara? Il numero chiuso io lo vedo, fatto come fatto in Italia, lo vedo sbagliato. Lo vedrei come numero chiuso alla francese. Cioè in Francia, che sono molto più razionali di noi, fanno iscrivere tutti al primo anno, danno l'obbligo di superare gli esami del primo anno con una media, che è dal 27 al 30, chi supera tutti gli esami con quella media va avanti, gli altri cambiano facoltà. Più chiaro di così. Allora ormai siamo proprio in chiusura, andiamo da Andrea Dan, presidente Manuela Sicurezza Stradale. Quali saranno le prossime mosse, Andrea Dan, e soprattutto a queste mamme che aspettano una giustizia che non arriva mai, giustizie incredibili, morti i figli, 3 anni, 4 anni, neanche un giorno di carcere. Ecco, a queste mamme lei cosa vuole dire, visto che lei è quello più a contatto politicamente con i vertici che sono a Roma? Prego. Io direi che più di una cosa dovrebbe essere fatta. Una prima cosa, bisogna copiare anche le belle cose che fanno gli altri stati. Iniziamo a copiare l'America, che l'America per alcol, per stati di ebbrezza, se vieni beccato in strada con l'abuso dell'alcol, ti fai intanto una notte in galera. Per cui quello potrebbe cambiare anche delle brutte attitudini italiane. Costi sanitari. Sui costi sanitari l'incidentistica stradale è una grande costola, però volevo cogliere l'occasione per poter invitare di nuovo la Regione Veneto, che possa essere come un motore di avvio per nuove tecnologie per salvaguardare la vita alle 2 ruote. C'è già dei prototipi di airbag che possono essere, tanto per dire, già montati anche sulle nuove ruote, che con questo airbag a livello motociclistico, con l'obbligo dell'uso del gilet, dei giubbotti come lo usano nella pista,
avremo meno morti sulla strada. Continuiamo a fare con le tecnologie. Oggi come oggi il casco ha un grande peso. Quando succede un incidente moto-auto ci si spezza la spina dorsale, le vertebre cervicali. Per cui serve assolutamente continuare, come è stato fatto con l'auto, con le cinture, con il poggiatesta, con l'airbag, portare in sicurezza anche la potenza, la brutta potenza delle motociclette. Grazie a Andrea Dan, Presidente Associazione Emanuela Sicurezza Stradale, di essere stato con noi. Grazie al dottor Giordano Bruno Chiara, medico chirurgo, volontario nelle missioni umanitarie. Anche questa mattina abbiamo imparato tante cose. Grazie veramente, complimenti sempre dottor Bruno Chiara per quello che fa. Pubblicità. Grazie. Italia 1! Buongiorno! Buongiorno! Dove mi metto? Posso andare a 3? Allora, voi siete della provincia, no? Sì, no, la provincia. Neanche una provincia? Qui c'è una provincia. Ah. Quando ti sali? Tu ti sali? Tu ti sali per lì? Sì, piacere. Allora, noi altri qua da Piero Stefano, praticamente segnala più volte alla provincia che vende casse di alberi pericolosi in mezzo a cavi del telefono, eccetera. E abbiamo chiesto un intervento appunto della provincia. Andiamo a fare il lavoro. Però non vedo nessuno che interviene. Guardi, sono qua oggi per fare quel lavoro là, no? Ecco, questo è il monumento che ha realizzato Piero Stefan in ricordo di questi bambini uccisi da bombe italiane sparate dal Montello. Ecco, vedete che traffico stiamo subendo qui in questa SP34, quindi portare i ciclisti in questa strada qua vuol dire portarli alla morte. Quindi ragazzi, non è sufficiente tagliare qualche ramo di piante eccetera, qui bisogna fare un intervento serio. Qui è una strada fatta ancora nel tempo del Lombardo-Veneto e quindi va rifatta, va ricostruita. Purtroppo non si fa neppure la ciclabile che dovrebbe passare qui sotto dove ci sono i ponti romani. Ecco, questa è la situazione purtroppo che stiamo vivendo. Quindi tutti si lavano le mani, anche l'intervento che dovevano fare lì, qui più a monte, a 1 chilometro da Piero Stefan, che ha una situazione veramente complicata se viene giù un temporale, ma dicono che verranno solo a tirare su le piante se cadono. Questa è la situazione, si lavora solo in emergenza, abbiamo che succeda l'incidente. Ecco, loro qua passano, danno una piccola pulitura, come state vedendo, e dopo vanno via. Loro firmano i documenti e sono a posto. Secondo noi questa cosa non è a posto. Quindi qua abbiamo attrezzatura, furgoni e quant'altro che questi operai potrebbero fare invece anche una manutenzione più seria. Ecco, vedete, provincia di Treviso. Loro hanno detto che non sono della provincia di Treviso. Quindi l'assessore di Susegana ha fatto una segnalazione alla provincia per tagliare delle piante pericolose. No, non fanno niente, bisogna aspettare che capiti la tragedia. Ecco, questo è traffico su questa martoriata strada piena di croci e di morti.
Ed è con noi Diotisalvi Perin, grazie di essere qui, Presidente Associazione Imprenditori Piave 2000. Abbiamo collegato anche Giancarlo Rossi, Presidente Treviso Baseball, grazie anche a Giancarlo Rossi di essere collegato con noi. Allora, Diotisalvi Perin, questa velocità, questa incuria, abbiamo appena parlato con Andrea Dande di queste morti pazzesche sia di motociclisti che di ciclisti che di pedoni, chi ne ha più ne metta, per la superficialità anche con la quale si guida. Velocità, avete visto a che velocità vanno questi mezzi, ma soprattutto il non rispetto della strada. Prego Salvi. Beh, indubbiamente abbiamo ancora strade. Buongiorno intanto a tutti voi, quindi grazie per l'invito Mirella. Qui si annuncia giorno dopo giorno delle tragedie e basta, non c'è niente da fare. Lì è tutte curve insinuose, una dopo l'altra, e quindi carichi che si ribaltano dei camion, chi è in bicicletta praticamente trema, lì è come essere all'inferno praticamente. Se tu prova a venire un giorno in bicicletta e passare vicino a questi mezzi pesanti, sei a 20 centimetri ragazzi, ma capite che solo l'aria vi tira dentro, quindi se andiamo a vedere la lista degli incidenti su questa martoriata strada ne vedete a iosa. Però è anche che qui bisogna lanciare non so cosa, perché a poca distanza sotto passa l'Argine del Piave, appena sotto, come vediamo nei percorsi che sono stati fatti qui anche della Grande Guerra, che abbiamo portato avanti al discorso. Allora, qui passa il Piave, è stata programmata ancora per il centenario della Grande Guerra di fare una ciclopedonale che parte dal nord Europa, quindi dalla Germania, Austria, viene giù a Belluno, entra sugli Argini del Piave e va fino al mare, quindi dei sentieri non costosissimi da fare, asfaltature e quant'altro, quindi di terra battuta che vanno appunto sulla nostra zona, che possono partire dal museo che abbiamo noi a Caorara Vas della Grande Guerra e venire giù fino a Colfosco e al mare. Di questa cosa qui Giuliano Vantaggi è venuto a parlarne un sacco di volte sul Museo del Piave nel 2018, quando è venuto con la RAI per fare dei servizi che abbiamo fatto anche sulla strada di 100 giorni con i mezzi che abbiamo iniziato eccetera. Lui ha detto: questa strada è già finanziata, in Europa hanno già dato i soldi e tutto, e quindi sarà a breve realizzata. Avete visto nulla voi? Ecco, questa è la realtà. Quindi abbiamo delle robe che siamo fermi a 4 frecce qui dentro nella zona appunto di Colfosco, quindi zona Mina. Questa qua è impossibile passare da Mina a salire fino 1 chilometro di strada, arrivare a Sant'Anna, che faremo i festeggiamenti adesso più avanti, e la passeggiata. È pazzesco, qui ci vuole gli arrampicatori, gli scagliatori per andare su, perché lì vedete a destra c'è il Piave e lì c'è il colle che va su, quindi è impossibile superare questa zona. E quindi qua siamo fermi da anni, quindi dal 2018, che doveva essere fatta Vantaggi. Io vorrei qui Vantaggi che parlasse, perché adesso lui è passato kit manager Zaia, l'ha messo appunto sulla zona del Prosecco Valdobbiadene, è sparito tutto. Quindi questi soldi dove stanno a finire? Dopo hanno detto no, ma sarà Società del Gas che realizzeranno questa strada. Quindi la gente che noi troviamo ogni giorno che gira per Collalto, che gira per Pieve di Soligo eccetera, è un po' disorientata, perché loro vedono le mappature, quando arrivano lì a Sant'Anna, che vanno lungo l'Argine, a un certo punto devono tornare indietro perché è impossibile passare. Lì hanno fatto un ponte sul Soligo che è costato centinaia di migliaia di euro, pazzesco, un ponte per superare il fiume Soligo che può portare un carro armato, voglio dire. Quindi hanno messo i micropali fino a 20-30 metri, hanno realizzato un'opera che li ferma già da 4 anni. E dovrebbe essere invece questa strada, quindi la gente è investita ad andare a finire su questa martoriata strada invece che poter seguire l'Argine del Piave. Abbiamo Ivan da Susegana, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora appunto stavo seguendo il programma e ho sentito che state parlando appunto della pista ciclabile. Sì. E niente,
volevo fare un appunto a riguardo, perché io sono proprietario di un terreno che è lì a Colfosco, in località Mina, giusto dove comincia l'Argine che ha fatto la Serenissima nel 1500. Allora, praticamente volevo semplicemente dire che nel 2018 hanno cominciato dei lavori finanziati appunto, come diceva Giotti Salvi Perin, per mettere a posto l'Argine e per creare questa opera secondo me molto interessante della pista ciclabile, che così potrebbe tirare via appunto tutti i ciclisti della strada, che la strada è pericolosissima e quindi credo sia un'ottima idea portare avanti questa ciclabile. Il discorso è che hanno cominciato i lavori, hanno speso tantissimi soldi, però per poi lasciarli abbandonati a se stessi. A tal punto anche hanno fatto delle opere sull'argine della Serenissima per metterlo in sicurezza, diciamo, per il pedone, però a distanza di tanti anni è rimasto tutto abbandonato, adesso non si cammina neanche a piedi, quindi adesso non lo so, hanno fatto sto lavoro per poi abbandonarlo. Stessa roba per appunto l'Argini, per mettere in sicurezza l'Argine in prossimità, hanno fatto delle terre, delle stradine, una stradina a un livello bassissimo, quindi una roba pazzesca, perché cosa succede? Hanno speso soldi, poi è venuto giù il Tiavo e ha portato via tutto. Allora io mi chiedo, ma questi qua fanno lavori per portarli avanti o fanno lavori così per passare il tempo? Non so. Grazie Ivan, infatti io l'altro giorno ho detto che invece di fare cicchete, prendessero una cosa e la terminassero fino alla fine, dopo ne iniziamo un'altra, perché noi non vediamo mai i risultati veramente pochissime volte. Allora saluto anche Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball. Abbiamo parlato di strade, ma quali santi, qua Perine ha portato uno, poi decideremo a quali santi dobbiamo aggrapparci per far capire l'importanza di fare prevenzione anche con lo sport. Ne sa qualcosa Giancarlo Rossi, che ce la sta mettendo tutta, inserendo anche questo sport al femminile con queste meravigliose ragazze giovani. Prego Rossi. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Il discorso è semplice, è molto complicato, perché manca comunque l'educazione. Cioè, noi vediamo in giro dappertutto, basta guardarsi attorno, fanno le ciclabili, i ciclisti non vanno sulle ciclabili, la gente come gira, come guida per le strade, cioè velocità stratosferiche, sono tutte cose che dobbiamo riportare praticamente ad educare, dobbiamo metterci d'impegno a ristabilire dei paletti, non aver paura di dire di no, ma iniziare veramente a fare qualcosa, diciamo, per i giovani. Perché questi, dal mio punto di vista, io li frequento perché vado nelle scuole anche, sono anche ragazzi che hanno anche buona volontà, ma fuori da questo mi rendo conto che è difficile, è veramente difficile poter anche educare. Perché dalla contrapposizione abbiamo anche poi tutti quelli che dicono sì, sono giovani, sì, era un bravo ragazzo ma correva a 200 all'ora. La stessa cosa succede anche nel nostro mondo sportivo. Vengono questi ragazzi ai genitori che comunque praticamente devono dire la loro, le regole non vengono capite. E si fa fatica veramente. Io quest'anno ci ho messo il massimo impegno, abbiamo messo insieme 4 società. Vediamo anche delle immagini, Giancarlo, che hai mandato, perché è importante anche capire di cosa si occupa Giancarlo Rossi. Vediamo queste immagini appunto di questo gioco molto importante. Eccoli qua, poi ne vediamo altri. Prego il nostro regista Antonio Esposito di mandarli in sequenza. Prego Rossi. E qua praticamente siamo partiti con una nuova disciplina che è il Baseball 5, siamo ad Aosta, dove abbiamo avuto anche una nostra giocatrice in nazionale, ci siamo dati da fare chilometri, lo abbiamo portato nelle scuole, ho organizzato a Ponzano quest'anno e l'anno scorso a Montebelluna un torneo internazionale con squadre provenienti praticamente dall'estero, quest'anno abbiamo avuto anche i campioni d'Europa. Noi ce la stiamo mettendo tutta per portare i ragazzi via dalle strade, fargli conoscere che cos'è il mondo dello sport, non l'agonismo, attenzione. Facciamo una distinzione tra agonismo e quello che invece è lo sport come dovrebbe essere praticato. Fare conoscere questo mondo, ma abbiamo delle serie difficoltà perché i ragazzi praticamente vengono,
credetemi, solo a vederli correre, ragazzini che una volta si rotolavano, non sono in grado, non hanno equilibrio, cioè li vedi praticamente che sono fermi e purtroppo quali sono i mali maggiori? Non socializzano, sì, socializzano con i telefonini, tra di loro non c'è discussione, non c'è confronto, i genitori sì e no parlano con i loro figli per cosa? 2 ore al giorno? Cioè tornano come è andata, bene, cosa hai fatto? Niente. Alla sera, stessi discorsi, si va a letto, punto. Quanto conosciamo noi i nostri ragazzi? Quanto gli vogliamo dare una mano? Cioè ci dobbiamo mettere in gioco. Io mi sono messo in gioco, sto cercando di farlo nonostante purtroppo viva a Treviso e ancora non ho un campo. Vediamo anche altre immagini se è possibile, chiedo alla regia. Prego, prego Rossi. Sì, non abbiamo neanche un campo, nonostante l'abbiamo richiesto, abbiamo fatto domande, abbiamo un potenziale enorme di portare i ragazzi a fare una disciplina sportiva sana ed educarli, rispetto delle regole. Cioè, questo non possiamo farlo perché ovviamente siamo senza una struttura qua a Treviso. Ci impegniamo, mi impegno economicamente, questo è il nostro terzo tempo, ragazze che hanno dai 15 ai 20 anni. Finita la partita, comunque, nonostante vittoria o sconfitta, hanno voglia di divertirsi, di andare avanti. Questo è il mio piacere. Allora, Giancarlo Rossi che non riesce a trovare un posto dove allenare queste ragazze, questi giovani, cercare di dar loro rispetto e la disciplina, ragazzi che magari non conoscono neppure la storia di dove sono nati, di questi fiumi meravigliosi. Andiamo a vedere invece questo reportage che ha fatto Dio ti salvi proprio sul fiume Piave. Andiamo a vedere e poi lo commentiamo. No, reportage Fiume Piave. Allora, perché questa passione? Intanto che parte il servizio, ecco, cerchiamo anche di capire questa passione per le radici, la storia, la conservazione. Perché vediamo che non si può andare avanti così, questa è la situazione. Io ho portato qui questa busta. Fermo perché hanno trovato il servizio, andiamo col servizio. Oggi 20 maggio la situazione del Piave tra zona Mina col Fosco e dall'altra parte c'è l'aviosuperficie di Giancarlo Zanardo verso il Montello. Ecco, questa è la situazione attuale. Qui fino a qualche giorno fa era invaso dall'acqua. Qui abbiamo un campo picnic straordinario che potrebbero arrivare tante famiglie a festeggiare le festività e quant'altro. E qui a lato c'è quello che dovrebbe essere il percorso della ciclopedonale che andiamo a vedere qui più avanti, ecco, per renderci conto dello stato di abbandono di questa zona. Vi presento l'ex Draga Piccin, questo mostro, e qui vi porto a vedere l'argine del Piave. Che vediamo laggiù in fondo a scorrere, e di là è il Montello, via di Croderi, mentre qui entriamo in quella che dovrebbe essere la pista ciclopedonale che va dalle Alpi al mare. Ecco, vedete signori in che situazione siamo ridotti. Buongiorno. Buongiorno. È riuscito a passare? Sì, ma con il bastone. Per... Ah, ecco. Incontriamo qui un signore che chiediamo magari cosa ne pensa di questa... No, sono arrivati fino al ponticello là di legno. Sì. E dopo si sono fermati con il rasaerba là, insomma. Ho capito. Grazie, buona giornata. Inoltriamoci in questo labirinto, per non dire altro. Ecco, qui sotto ci sono i murazzi, i famosi argini fatti dalla Serenissima Repubblica con blocchi di roccia squadrati
che proteggono praticamente l'abitato di Colfosco, Susegana, e che poi piove potrebbe arrivare fino a Conegliano. Ecco, questa è la situazione inconcepibile, dove qui sono stati spesi tantissimi soldi per fare tutte queste protezioni, queste ringhiere qui per abbiamo sentito e stiamo vedendo quello che riesce a farci vedere, magari nessuno di noi o molti di noi non conoscono nel nostro territorio. Ecco, avete capito come siamo presi e questo veramente ci fa star male. Abbiamo in linea Adriano. Pronto? Sì, pronto. Saluti a te, Mirella. Prego. Allora, mi rivolgo al signor Perin e anche al suo ospite Rossi. Volevo chiedergli perché le Perin... Pronto? Sì, mi rivolgo al signor Perin, che è stato il pioniere del nostro territorio, con la nostra gente, con la sua tecnologia, cultura. Perché siamo fermi e non riusciamo a camminare con il progresso? Grazie Adriano, risponderà subito. Dio ti salvi Perin a questa importante telefonata e domanda che ha fatto Adriano, ma anche se quello che ha detto Giancarlo Rossi, lei come imprenditore, questo uomo che sta cercando di creare rispetto, disciplina con lo sport, non riesce neppure ad avere un campo. Lo porteremo a Collalto, faremo un campo a Collalto, così rivitalizziamo anche quella zona. Prego, Dio ti salvi. Allora, io ho portato qui oggi per analizzare, tra tante cose storiche che ho, migliaia di cose storiche che ho raccolto e raccolte alle volte anche dove stava a essere materiale buttato al ferro vecchio, perché c'è la nostra storia. Questa per esempio è una bussola antica, come vedete qua, qui dentro c'è il nord, il sud, l'est, eccetera, e questa oscilla e viene messa nella barca, è simile a quella utilizzata da Cristoforo Colombo, ecco, voglio dire, è in cerca di nuove terre. Rappresenta il girovagare per mari in cerca oggi di un approdo sicuro di stabilità, di pace vera, che non c'è. E oggi, come vedete, portare la barca stabile con la bolla d'aria che si forma qui al centro per la stabilità, risulta molto difficile. Potrebbe essere lo specchio della crisi moderna causata dalle guerre che stiamo attraversando. Gravi crisi nella famiglia, nella religione cristiana, delinquenza, mafie, dilaganti nell'industria, nel commercio. Basti vedere il degrado dei nostri paesi e città con la chiusura degradante dei negozi che era il fulcro del nostro vivere, l'abbandono dei fiumi in balia di se stessi e quant'altro. Potrei andare avanti un'ora, voglio dire. Quindi perché hanno telefonato Perin che vogliono rivedere il video che abbiamo fatto vedere prima, sono molto interessati a casa, hanno chiamato in regia perché qualcuno si vede che hanno fatto il passaparola e vogliono rivedere questo video che ha realizzato Dio ti salvi Perin, perciò capite quanto è importante a casa capire e conoscere. Andiamo a vedere. Oggi 20 maggio la situazione del Piave tra zona Mina Colfosco e dall'altra parte c'è l'aviosuperficie di Giancarlo Zanardo verso il Montello. Ecco, questa è la situazione attuale. Qui fino a qualche giorno fa era invaso dall'acqua. Qui abbiamo un campo picnic straordinario che potrebbero arrivare tante famiglie a festeggiare le festività e quant'altro. E qui a lato c'è quello che dovrebbe essere il percorso della ciclopedonale che andiamo a vedere qui più avanti, ecco, per renderci conto dello stato di abbandono di questa zona. Vi presento l'ex Draga Piccin, questo mostro, e qui vi porto a vedere
l'argine del Piave, che vediamo laggiù in fondo scorrere, e di là è il Montello, via di Croderi. Mentre qui entriamo in quella che dovrebbe essere la pista ciclopedonale che va dalle Alpi al mare. Ecco, vedete signori in che situazione siamo ridotti. Buongiorno. Buongiorno. È riuscito a passare? Sì, ma con il bastone però. Ah, ecco. Incontriamo qui un signore che chiediamo magari cosa ne pensa di questa... No, sono arrivati fino al ponticello là di legno. Sì. E dopo si sono fermati con le rasaerba là, insomma. Ho capito. Grazie, buona giornata. Inoltriamoci in questo labirinto, per non dire altro. Ecco, qui sotto ci sono i murazzi, i famosi argini fatti dalla Serenissima Repubblica con blocchi di roccia squadrati che proteggono praticamente l'abitato di Colfosco, Susegana, e che poi Piave potrebbe arrivare fino a Conegliano. Allora, Dio ti salvi Perin, ma come mai le persone a casa sono intrigate, hanno chiamato perché vogliono rivedere questo video, e certi politici che dovrebbero fare queste cose non sono intrigati? Dio ti salvi, come sempre, sta facendo vedere anche un'altra cosa, prego. Ecco, è veramente tremendo pensare che tutte le nostre famiglie, partire dall'argine, quando esce praticamente il Piave dalle montagne e le colline, il problema è quando esce appunto a Colfosco e a Nervesa Battaglia in destra Piave. Quindi dobbiamo pensare, come vedete in questa foto, la piena, qui c'era il nastro su quella draga lì che attraversava Piave e andava dall'altra parte a Nervesa. Questo, se guardate bene questa foto, ci sono l'impalcatura del nastro trasportatore della ghiaia di qua e di là del Piave. Il nastro con la piena del 4-11-66 è stato addirittura scardinato, portato a valle. Ecco, qui dobbiamo pensare che passano 5.500 metri cubi al secondo. Ecco, vedete la draga, il nastro attraversava sopra l'argine, andava di là del Piave. Ecco, questa è la situazione. Oggi vediamo se è possibile quella struttura lì del coso, con la proprietà, vedere anche per fare un museo, per fare un qualcosa di importante su quella zona lì. Ma voi dovete pensare che l'acqua arrivava a sfioro a sommità dell'argine, questo è la Serenissima, lì dove vedete che è uscito quel signore, l'acqua stava scardinando l'argine per scendere verso Colfosco. Ecco, dovete capire, questa è una situazione, quindi l'acqua che viaggia a 4-5 metri al secondo, questa è la realtà. Lì trovate adesso tutto perché non è venuto più stravaganze di tempo eccetera, è una situazione che però oggi, quei problemi che ci sono, potrebbe capitare in pochi giorni. Questa è la realtà, perché il problema è più quando c'è la neve in montagna, quindi la neve si scioglie dalla pioggia e quindi aumenta di più. Però oggi con le bombe d'acqua, con tutti i fiumi che sono a monte, potrebbe arrivare anche questa una piena storica straordinaria. Quindi qui io dico alle autorità, intervenite più presto, quindi al Presidente Zaia, facciamo subito questi serbatoi di laminazione che sono a Crocetta, ma naturalmente è poca cosa quella là, bisogna fare altri più a monte, a Vas, a Belluno, a Trichiana e quant'altro, perché bisogna ritornare al progetto che aveva fatto l'ingegner Armelin con appunto la commissione interministeriale De Marchi dopo la piena del 466, per fare quella diga che volevano fare a Fasè di Piave, quindi troppo elevata, non siamo d'accordo neanche noi perché era alta 20 metri, ma però dobbiamo tornare là, perché l'acqua da fermare, l'acqua, signori miei, non è comprimibile, non è che tu puoi mandarla da un'altra parte, l'acqua quando scende, che è lì sulle nuvole, viene giù, devi praticamente metterla in un vaso o nelle cave, anche in parte, anche che possono essere riutilizzate le acque
per quando c'è crisi di acqua, che sono immense, a Nervesa della Battaglia, Arcade, Espresiano, che è gigantesco, quindi i sindaci si devono fare a parlare con le proprietà per mettere questa cosa. Quindi questa è la realtà. Oggi siamo molto lontani, signori miei, oggi è disastroso e quindi le autorità dovrebbero essere responsabili, non irresponsabili. Allora passiamo invece a Giancarlo Rossi. Ecco, cosa chiederebbe anche il presidente di Treviso Baseball alle autorità, agli amministratori? Lei sta cercando di dare veramente un senso alla vita di questi ragazzi con la disciplina, ecco, e questo sport che veramente aiuta tantissimo anche in mezzo alla natura ed è molto importante. Prego. Cosa chiederei? Io rimpiango un po' il passato, non voglio essere vecchio purtroppo, però bisogna ritornare praticamente ad avere delle certezze. I ragazzi devono avere delle certezze, non si può vivere sempre sul vago, bisogna anche saper dire di no. Quindi alle istituzioni dico, diamo il potere di educare, che manca totalmente, diamo la possibilità di educare a questi signori. No che a ogni mezzo secondo praticamente interviene qualcuno, no perché non puoi farlo, la sensibilità, non sensibilità. Scusate se lo dico così, magari sembrerò di un'altra epoca, anzi lo sono forse, però il mio passato scolastico era totalmente diverso, il mio passato sportivo è stato totalmente diverso, avere delle opportunità. Io quello che voglio fare, quello che state vedendo, è dare a queste ragazze, a 22 ragazze, la possibilità di poter avere degli obiettivi, raggiungere gli obiettivi. Signori politici, ci devono mettere nelle condizioni di poter far questo. Adesso ne è venuta fuori anche l'ultima col safe guardian, cioè il tutore dei minori, per carità, sono d'accordo, ma si hanno le mani legate dappertutto. Non si può fare niente. Cioè ogni volta che ci muoviamo bisogna stare attenti a come alleni, a come prepari. Quando i ragazzi ti chiedono solo una cosa, poter giocare, divertirsi, socializzare, e credetemi, provate ad andare nelle scuole. Mi sono girato 700 alunni, ne ho trovati 4 fuori che praticamente erano sotto un certo aspetto incontrollabili, ma tutti i ragazzi che ti ascoltano, che hanno voglia praticamente di fare. E invece ci troviamo di fronte praticamente, mancano le strutture, il territorio per come è curato. Andiamo a vedere in giro che opportunità abbiamo. Se poi parliamo dell'incremento praticamente dello sport, le famiglie, guardate, che devono sostenere delle spese anche abbastanza alte. Pensate soltanto a una cosa, a sti ragazzi che devono andare, che devono pagare una retta e poi visite mediche, segui tutto, materiali, tutto quello che ne segue. Ma come si fa? Grazie, devo correre purtroppo, Giancarlo Rossi, scusami, perché il tempo è tiranno. Allora, questa statua cos'è? Spieghiamo velocissimo, Dio ti salvi. Ecco, qui è una collaborazione col professor Feletti, che collabora con il nostro comitato. Anche adesso stiamo preparando una mostra importante con i Veneti e la mostra della Trebbiatura di appunto Campodoro, una grande mostra. E questo è il Sant'Urbano, ecco, Sant'Urbano, Godega, per esempio Sant'Urbano, festeggia questo santo importante, quindi dobbiamo ritornare un po' anche al discorso della Chiesa, ecco, il discorso è molto importante. E questo rappresenta il protettore dei vignaioli, lo vedete qui col grappolo. Questo è un grande artista che ha fatto questa opera, scultore in legno, con il mantello qui dorato, e quindi vedete come i nostri vescovi, insomma, ecco questo qua, quindi col Vangelo sotto, e quindi farà parte della nostra collezione, ecco, di questo qua. Quindi Sant'Urbano, quindi dobbiamo dedicarci un po' anche ai nostri santi, per ricordare come Padre Marco d'Aviano ed altre cose. Allora, io volevo introdurvi un attimo, piccola parte che abbiamo appena letto assieme, perché il più esperto della parlata veneta, diciamo così, è Giampaolo Gobbo. Scusate se oggi da par condicio non si può parlare dei politici, però lui è anche stato uno storico. E ve la farò ascoltare, perché vedete, questa pubblicazione che abbiamo fatto tanti anni fa con il professor Nario De Carlo vi rappresenta sul fronte della copertina del libro un labirinto. Ecco, la nostra vita è come affrontare un labirinto, ecco, questo è il tema. E allora io ho fatto un'introduzione, vi faccio solo la piccola parte. Sa ben
qui l'ha scritto la canton de canton, intera Bibbia, ma so stato perché se sa ben chi adesso la traduce per Veneto, sta grande opera di amore, conosciuta per Cantico dei Cantici, e fiorita più di 3000 anni in Rio, ma non si sa ben perché. Quindi i Veneti partono da 3000 anni fa, signori miei. Ecco, capite questa cosa qui? Studiamo la storia. Grazie. Avete sentito, ecco, queste letture, però questa passione di questo imprenditore che cerca sempre di ricordare, di conservare, ecco, questi attrezzi, queste statue, questi viaggi che fa nei ricordi, nei percorsi che magari noi non conosciamo neppure, lui riesce a portarli alla luce. Quello che noi vediamo però, caro imprenditore, è che c'è un'incuria pazzesca, ecco, e noi abbiamo delle strade impercorribili, come abbiamo visto, e a 2 passi magari avremo anche la sicurezza, però nessuno si preoccupa e nessuno fa prevenzione. Questo dico io, ed è una cosa veramente grave, perché vedere certe immagini, cosa si potrebbe fare invece di spendere soldi inutili su opere che nessuno vuole, ma perché arricchiscono pochi e i danni di molti che siamo noi, questo ci fa veramente pensare. Perciò io ringrazio tantissimo sia Giancarlo Rossi, presidente Treviso Baseball, sia Diotti Salvi Perin, presidente Associazione Imprenditori Piave 2000, per essere stati con noi. Un saluto veloce, Diotti Salvi, proprio un appello? Bene, vi invitiamo prossimamente di seguire a Collalto, a Sant'Anna, che facciamo una mostra importante, appunto la faremo su dei container, perché Collalto l'abbiamo fatto lì alle scuole. Ai Mercatelli, che è una zona molto importante, millenaria, alle feste dei Mercatelli di Sant'Anna, l'incrocio di Falzà di Piave, lì faremo in container delle mostre importanti. Quindi questa volta avremo dei pezzi di grido praticamente che ha risparmiato da buttare in ferro vecchio, eccetera, l'ex capostazione per decenni a Conegliano, e quindi ha del materiale straordinario che stava per essere buttato via tutto, quindi ha dei semafori, ha i quadrocomandi della stazione, ma delle cose, la fine del mondo di pezzi, vogliamo dargli storia. Dopodiché abbiamo anche un aereo, lo Rolls Royce Spitfire, che abbiamo recuperato qui vicino a Coso, quindi vedrete anche questo aereo Rolls Royce 12 cilindri. Cose meravigliose, ha detto, uniche al mondo. Grazie, grazie. Adesso andiamo a leggere la Costituzione italiana e la poesia di Mirella Del Sabato. Andiamo con la Costituzione italiana. Grazie ai miei ospiti. Grazie. Inizieremo appunto con la Costituzione italiana, che è laica, una Costituzione che tutti dovrebbero conoscere, imparare, leggere, perché è molto importante, è una delle migliori Costituzioni che ci siano. Eravamo arrivati all'articolo 100, la magistratura, e adesso leggiamo l'articolo 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini, idonei, estranei alla magistratura. Anche noi facciamo parte di questi organi importanti. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Capite l'importanza di quello che sto leggendo? Articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolare, materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Articolo 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Guardate, queste sono molto importanti, queste cose che state ascoltando. Articolo 105. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione per meriti insigni professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per la giurisdizione superiori. Avete capito l'importanza di queste norme, di questi articoli della Costituzione italiana, che anche a scuola dovrebbe essere insegnata, dopo ognuno fa le riflessioni che vuole fare. Detto questo, leggiamo la poesia del sabato, chiudiamo questo sabato con la poesia Primavera di Claudio Bellò. Primavera. La tiepida aria riscalda la pelle e le mani fredde. Il sole debole scalda la terra per adagiare il seme per la sua sopravvivenza. La pioggia lenta disseta e fa germogliare. La natura si risveglia e si colora di verde chiaro. Il canto degli uccelli ti risveglia l'animo. E con questa bellissima poesia di Claudio Bellò vi auguro una buonissima giornata, una bella domenica e noi ci rivedremo lunedì. Ciao, buona domenica a tutti.